E continuiamo con il viaggio di mamma Teresa, questo libro avvolgente, intrigante, veramente con una sofferenza immane di questa donna, di questa mamma che sta cercando il figlio. Lascio vagare la mente e penso a Teresa, me la vedo in cucina nella sua casetta sul fiume, mentre fa colazione, elegante e silenziosa anche nella sua vecchiaia. Io e Barbara eravamo già state dove abitava, a Bova di Marrara, un piccolissimo quartiere di Ferrara. È un borgo pittoresco sulle sponde del Po di Primaro, un ramo del delta che una volta costeggiava le valli di Comacchio, prima di abbracciare il mare. Mio zio, come tutti i pochi abitanti, lo chiama familiarmente la Bova e qui sembra che il tempo si sia fermato. Poche case isolate, l'unico negozio rimasto, il forno e naturalmente il fiume. Esiste ancora la vecchia scuola elementare e sull'edificio in mattoni rossi si taglia la lapide dei caduti, dove compare anche il nome di Anadage, insieme ad altri caduti della Prima Guerra Mondiale. Teresa ha sempre abitato alla Bova insieme al marito Adelmo, un uomo mite e silenzioso, e ai suoi figli, che considerava i suoi gioielli. Erano 6, tutti maschi: Giulio, Adorino, Guerino, Anadage, Alfonso e Fabrizio. Durante la Seconda Guerra Mondiale erano tutti al fronte. L'unico a non ritornare sarà appunto Anadage. Suona nuovamente il telefono. Ciao Silvia, sono Anadage, sto leggendo il diario. Un misto di commozione, la voce rotta. Tenta di spiegarmi cosa c'è scritto. Legge qualche frase. Io resto in silenzio. Non avevo mai sentito lo zio così emozionato. Il passato si sta facendo strada. Quello che è rimasto chiuso ora deve uscire e ho la percezione che lo farà in maniera pesante. Decido di andare da mio zio. E adesso vi presento i carissimi ospiti. Abbiamo in presenza Antonella Acetti, presidente Assidat Colf, perciò parleremo di badanti, di persone fragili, di questa urgenza che abbiamo di trovare persone che assistino i nostri cari, perché per lavoro, per lontananza non possiamo farlo, oppure sono soli. Per fortuna che ci sono queste associazioni, ma non è sempre è così facile. Io delle volte sento tante persone che dicono: io non riesco a fare 24 ore su 24 perché ho una famiglia, una casa, ho dei figli. Mentre gli stranieri questo lo possono fare perché non hanno la famiglia, qui raramente hanno la famiglia, perciò possono dedicarsi a tempo pieno a queste persone, però bisogna avere la sicurezza di chi metti in casa, chi è questa persona, cosa fai, e non è così semplice. E poi i costi, ne parleremo appunto con Antonella Acetti. Allora Presidente, cosa ci racconta? Lei ha fatto anche un viaggio importante, ci racconterà delle cose interessanti, quello che mi ha raccontato prima della trasmissione è quel supporto che sta facendo anche, diciamo, il governo per cercare di aiutare, perché hanno capito l'importanza dei fragili che devono essere supportati. Prego Presidente. Grazie Mirella, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Io oggi in rappresentanza di Assindatcol volevo portare anche la novità, cioè il contratto collettivo nazionale che è stato sottoscritto lo scorso 28 ottobre, per la parte normativa decorrenza 1° novembre, per la parte economica 1° gennaio. Ci sono state delle modifiche agli articoli del contratto, non grosse cose, sono state aumentate naturalmente le retribuzioni, se dopo abbiamo il tempo vedremo anche il confronto. Sono state sistemate delle discrepanze, insomma siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e degli obiettivi raggiunti. Purtroppo in Italia il lavoro domestico è considerato un lavoro di serie B, cosa che noi non vogliamo assolutamente, perché abbiamo voluto chiamare assistenti familiari i lavoratori che aiutano nella famiglia, per l'assistenza agli anziani, per l'assistenza ai bambini. Abbiamo bisogno di collaboratori familiari per l'aiuto domestico,
Anche parliamo di fragili, sì, ma li vediamo nell'ultima parte fondamentalmente della loro vita. C'è un percorso invece da fare. Io guardo l'assistente familiare anche in aiuto alla famiglia per quanto riguarda l'assistenza, le babysitter, l'aiuto per i figli. Ci sono degli orari dove gli asili non coprono queste necessità. Poi pensiamo alle donne che lavorano e hanno bisogno di un aiuto in casa. Pensiamo anche all'anziano che di prima entrata non ha bisogno di essere assistito, ma ha bisogno di qualcuno che gli aiuti per le faccende domestiche, lava, stira, pulisce casa. L'ultimo passaggio è quello invece dell'assistenza, perché un anziano è felice se rimane all'interno della propria famiglia, all'interno della propria casa, con le proprie cose e con i propri affetti. Noi dobbiamo considerare il lavoro domestico come un lavoro importante, un lavoro di cui non ci si deve vergognare. Non devono vergognarsi di dire faccio l'assistente familiare. C'è ancora quel termine badante che a me non piace, preferisco chiamarli assistenti familiari. C'è un contratto collettivo, ci sono orari di lavoro da rispettare, ma ci sono anche degli orari di riposo da rispettare. Quando io sento dire che cercano un assistente 24 ore, 24 su 24, 7 giorni su 7, mi vengono i capelli dritti, perché non è questo quello che noi dobbiamo aspettarci da un lavoratore. Noi dobbiamo aspettarci l'impegno di un lavoratore che mi segua la persona fragile o anziana, ma che me lo segua nei tempi giusti. Hanno diritto a riposi giornalieri, notturni, ferie. È tutto vero, Presidente Aceti, però è anche vero che i conti non tornano, nel senso pochi soldi in tasca, lavoro va retribuito come giustamente ha spiegato lei, nella maniera giusta e nella maniera corretta. Io domando e saluto e ringrazio il dottor Gianfranco Serra, collegato con noi da Brescia. Parleremo proprio di fisco, di tributi, ecco cosa si può fare, perché allora abbiamo diversamente giovani e fragili di serie A e anche di serie B o C. In base a quello alle entrate che ho posso permettermi di accudire mia mamma, mio nonno, un mio parente con le risorse che ho, ma sta diventando difficilissimo. Io ho un banco solidale come me tantissimi, dottor Serra, e noi vediamo sempre di più, anche oggi è aperto il banco, famiglie per bene che non riescono ad arrivare alla seconda settimana del mese, quando hanno pagato l'affitto, il mutuo, un po' di bollette, veramente non rimane niente in tasca, non ce la fanno, i figli che crescono anche se ne hanno uno. C'è qualcosa che la politica non riesce a capire, dottor Serra, che veramente così non si può andare avanti, i bisogni sono tanti, la popolazione sta diventando sempre più anziana, con tanti problemi, e le risorse è possibile che si possa scaricare, non scaricare. Noi vediamo il volontariato che è super tassato, dobbiamo pagare per fare i volontari. Cosa è successo secondo lei, dottor Serra, che non hanno capito niente, secondo me, di come gira il mondo? Sì, intanto buongiorno a lei e ai telespettatori. Quello che la politica capisce o non capisce, il problema è che la coperta è sempre troppo corta. Io ho sentito il discorso della Presidentessa, è più che corretto e meritevole e meritorio ciò che sta facendo la sua associazione. Il problema è che, come voi sapete, momento in cui io assumo una collaboratrice domestica o comunque una definita impropriamente badante, il 50% va in tasse. È il famoso cuneo fiscale che sia per i lavoratori sia per tutte le categorie pesa enormemente nel momento in cui devo decidere di prendere qualcuno, quando il 50% di quello che a me costa io lo devo dare allo Stato per dei servizi che magari non rispettano quel 50% che prendo, e da lì nasce poi tutti i discorsi di nero di parlare con il lavoratore dicendo ti do un po' di meno però te li do fuori busta. Il problema è del cuneo fiscale, che è quella differenza tra quello che io spendo e quello che il lavoratore si mette in tasca, e in Italia abbiamo il cuneo fiscale più alto d'Europa.
Ma secondo lei, dottor Serra, ci sarebbe il modo per cercare di star bene uno e anche l'altro? Nel senso che è un tema che prima o poi verrà a galla, dovranno affrontare in qualche maniera, perché io mi domando se loro hanno genitori, hanno persone che devono essere accudite. Certo che 8, 9, 10 mila euro al mese ti permette di fare quello che vuoi, con 1.200, 1.400, 1.500, già un ricco uno che arriva a 1.500 non è questa, che hai questa possibilità, ma le persone vanno curate, cioè io non devo essere fortunato di vivere fino a 90 anni, magari anche in salute, però non ho quello che mi serve, come diceva giustamente la Presidente Aceti, magari le faccende domestiche, uscire, fare una passeggiata. Ieri abbiamo visto una signora di 106 anni, meravigliosa, ma sfido i figli attorno, suona il pianoforte, dipinge, ha fatto una vita, come ha spiegato lei, tranquilla. Cioè dobbiamo anche capire che poi è anche nel DNA, perché è inutile che vengano a raccontarmela, però bisogna anche supportarle queste famiglie, ecco, queste persone. Come facciamo? Come li facciamo atterrare, dottor Serra, se non riusciamo a capire che il cuneo fiscale va rivisto? Prego. Guardi, io credo, dato che l'Italia, a diversità di molti altri paesi, è un paese lungo e stretto e con tante piccole realtà, quindi non esiste come in altri paesi europei dove ci sono le grandi città e poi dopo Campania e altre grandi città. L'Italia, partendo da Torino ad arrivare a Venezia, non è altro che una linea di continuità di abitazioni. L'Italia ha la fortuna che, come proprio DNA, nel nostro DNA, siamo, mi passi il termine, delle brave persone. Quindi io credo fortemente nel terzo settore. Quindi se lo Stato riuscisse invece che incamerare il tutto e pensare che lo Stato deve far tutto, ma dare più potere, mi passi il termine, alle associazioni di terzo settore, quindi associazione delle collaboratrici domestiche del nord-est, ovviamente normate, controllate, verificate, e a quel punto io che cerco un aiutante domestico non mi rivolgo all'ufficio del lavoro, ma mi rivolgo ad associazioni italiane, le quali devono avere degli sgravi fiscali importanti perché svolgono una funzione meritoria per lo Stato. Questo è il concetto. Più chiaro di così. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto volevo salutare la Presidente e la signora. È il mestiere che fa la signora, è Zenobie, perché il mestiere che fa la signora nel Settecento, ed era già, e si chiamava Metti donne a servizio, donne che collaboratrici da mettere per case, nel Settecento a Venezia. Dunque è un mestiere nobilissimo che dà una mano, una volta che vede chi che aveva la possibilità, come adesso, però una volta era diverso. Aveva queste persone in casa, che veniva da fuori e gli danno un aiuto giustissimo. Quello che dice la Presidente ha ragione, perché nel senso che una famiglia, cioè, l'anziano non ha bisogno di tante robe, gli anziani hanno bisogno di tutto e gli anziani manco, però l'anziano basta che veda una persona che gli sta a Dio, che vede che si cura di lei e è già felice, non basta altro. Voglio dire che lo Stato deve intervenire su questi problemi qua, perché questi problemi non vanno essere del popolo. E la gente che arriva anziana da dare lo Stato, che ha fatto per il bene dell'Italia. E ora, i trattati come a prendere in culo come le strasse, non è giusto, perché se uno vuole il denaro, vuole che fa tanto con le case di riposo, alla casa di Dio, andavo a San Giovanni e Paolo, tantissime, alla casa di Dio pagava 8 milioni al mese, gli aveva il telefono e i salottini. E andavo a San Giovanni e Paolo, era una carriera d'Italia, non era altro. Deve sempre stata la differenza, ma la cultura nostra italiana non è questa, è lo Stato che non è presente, perché sta gente che viene in Italia, si ha con gli altri, ma se la fortuna deve intervenire in quegli altri se non morì prima. Non siamo neanche invece, non siamo un peso. Io ho fatto 100.000 robe
Voi che vi conta quante storie... No, basta Rinaldo, se no non andremo avanti, devo vedere anche le slide. Sei stato chiaro anche questa mattina, il problema purtroppo non è così, è che nel 2026 potremo avere delle risorse importanti se riuscissimo a capire che il diversamente giovane non è un peso ma è una risorsa, soprattutto anche di sapienza. Ecco, metterli assieme i giovani, fare gli asili nelle RSA o nei co-housing, tante cose si potrebbero fare perché noi vediamo veramente l'età aumenta, abbiamo dei fisici eccezionali, io non so quanti centenari abbiamo ottantenni che sembrano sessantenni, cioè qualcuno dovrà porsi una domanda: e adesso cosa facciamo? Come dice il professor Gerosa, bisogna girare la piramide e cercare di aiutare. Allora vediamo anche questo video, queste slide che sarà interessante anche per il dottor Serra per capire l'importanza di quello che stiamo dicendo. Eccolo qua, prego Presidente. Allora, cosa stiamo vedendo? Abbiamo fatto una simulazione dei costi per un assistente familiare convivente a tempo pieno, partendo dalla retribuzione che è stata proprio definita nei giorni scorsi. L'11 febbraio è stato il giorno della messa a punto dei valori minimi contrattuali e noi siamo partiti dalla retribuzione mensile lorda di una badante assistente familiare per la cura di una persona non autosufficiente, livello pieno, livello C super, che a tempo pieno 54 ore alla settimana, partendo da una retribuzione mensile. Questo noi parliamo del minimo, dopo tutto il più sta alla discrezione delle parti. Se noi consideriamo 1193,84 la nuova retribuzione 2026, vediamo l'aumento rispetto ai 1137 del 25. Dopo vi spiegherò, se abbiamo tempo, anche il range di aumenti nei prossimi anni. Il ratio di tredicesima, non perché debba essere pagato, noi parliamo qui del costo per il datore di lavoro, l'assistito, il nostro assistito. Retribuzione mensile, quello che deve mettere da parte ogni mese per poter pagare la tredicesima a dicembre. Il rateo deve mettere da parte una quota per pagare le ferie, per pagare il TFR alla fine del rapporto. Deve considerare anche quanto gli costa di contributi INPS e Cassa Colf, 226,98, vuol dire che il costo totale mensile a carico della famiglia è di 1.764 euro, moltiplichiamolo per 12 mesi. Se noi pensiamo che il social Sindatcolf, datore di lavoro, non è un sostituto d'imposta, non fa la trattenuta delle tasse a carico della dipendente, però deve in buona sostanza tirarli fuori di tasca propria, vuol dire che il costo per l'assistente familiare è tutto a carico del datore di lavoro. Ha la possibilità di portare in deduzione 399 euro all'anno se ha un reddito familiare non superiore a 40.000 euro. Detrazione del 19% di un massimo di 2.100, cioè, e non deve avere un reddito complessivo superiore a 40.000. Ferma Ceci, perché a casa devono capire bene, perché i numeri sono numeri ma bisogna spiegarli bene. Sì. Allora li facciamo spiegare dal dottor Serra. Dottor Serra, come spiega questi numeri e cosa vede lei di giusto e di sbagliato? Allora, partiamo dalla cosa più semplice. Di sbagliato è tutto. Cioè, è il sistema che viene considerato il lavoratore, il badante, mi passi il termine, mi scusi, ma è nell'uso quotidiano, quindi l'aiutante familiare come un lusso. E quindi le detrazioni sono inferiori a quelle di altre categorie. E lì l'errore. Quando abbiamo una popolazione sempre più anziana e associazioni che aiutano e che comunque danno una mano alle persone anziane sono meritori,
Ecco che quello che parlavo prima del cuneo fiscale è quello che ha appena detto correttamente in quella tabella la Presidentessa. Come si può pensare che uno, se ha un reddito inferiore ai 40.000 euro, possa avere, quindi stiamo parlando di cifre molto basse, possa permettersi la badante e a quel punto non scaricare, se supera non lo può neanche scaricare. È proprio il gatto che si morde la coda, è lì che bisognerebbe intervenire e dire: signori, le persone anziane saranno sempre di più. Avere un coordinatore domestico, comunque avere un aiutante domestico, soprattutto per casi di anziani, non è un lusso, è un dovere dello Stato. Ecco che le detrazioni non devono essere, cioè quantomeno, se non si riesce ad abbattere il cuneo fiscale, devono essere completamente abbattute. Cioè, basterebbe un decreto legge per abbattere completamente quello che sono effettivamente badanti e non collaboratrici domestiche, cioè persone che aiutano le persone anziane. È un conto avere il cuoco o la cameriera a tutto servizio, per capirci. Questo controllo, che ovviamente non si può delegare allo Stato, io personalmente lo delegherei ad associazioni, ovviamente, che si occupano di terzo settore, le quali sono garante che nel momento in cui io prendo una collaboratrice domestica e la scarico completamente, perché aiuto mio nonno, non perché la uso come cameriera. Certo. Però, dottor Serra, quello che mi ha stupito, e lo dico molte volte in trasmissione, è che l'Europa aveva capito l'importanza del terzo settore, che parliamo di un terzo settore, no, 360 gradi di più, ed erano arrivati i fondi proprio del PNRR per il terzo settore. Il problema è che poi sono stati deviati, e sono stati deviati su cose che noi non ci rendiamo conto, ma che non serviranno, perché non abbiamo il personale. Non abbiamo le persone da mettere all'interno. Pensiamo alle case di comunità, se ne abbiamo aperto 2, ma le altre sono tutte chiuse. Abbiamo stipendi e pensioni, questi anziani a un banco solidale, se arrivano a 500 euro sono già ricchi. Capisce che c'è qualcosa che non torna nei conti. Allora, o non si vuole prendere in considerazione. Io l'altro giorno, dottor Serra, avevo un Don Dacier, quale ha detto chiaramente una cosa che io condivido: dei poveri e degli ultimi non gliene frega niente a nessuno, perché se gliene fregasse avrebbero preso in mano la situazione, non sarebbero gli ultimi e troverebbero delle soluzioni. Invece noi non vediamo questo. Ecco, giustamente la Presidente Aceti, lei dice giustamente quello che fanno, di quello che hanno bisogno e i costi. Ma i costi non riusciamo a sopportarli, Presidente, con quello che abbiamo. Cioè, come facciamo? Come facciamo con gli stipendi che ci sono? Sono anni e anni, abbiamo in Europa gli stipendi più bassi, pensioni non ne parliamo. Ecco, versi 40 anni, 42 anni di contributi per avere 1.200 euro, 1.500 sei ricco. Ma stiamo scherzando? E qui dopo pensiamo invece a un consigliere regionale che dagli 8.000 euro in su, ma li devo dare al partito. Intanto li prendi e poi vediamo. Cioè i conti non tornano, Presidente, come facciamo? Allora lei cosa consiglierebbe? Perché bene o male questo tema dovrà essere trattato. Non è che dovremmo trovare i diversamente giovani sotto i ponti o per strada che muoiono, succede in altre parti, è che se non hai l'assicurazione ti arrangi. Dovremmo arrivare a questo per far capire l'importanza del supporto a queste categorie che economicamente non ce la fanno ad atterrare dolcemente ed avere quello che gli aspetterebbe di diritto dopo anni di lavoro magari non pagato, perché potevi mettere i contributi. Sì, anche qualcuno poteva mettere i contributi, che è diventato straricco. Prego. La Sindatco, che è l'associazione che rappresento a Treviso, sta lavorando col governo, con i vari ministeri, perché vengano aiutati. La nostra è l'associazione dei datori di lavoro, perché per riuscire a raggiungere l'equilibrio bisogna che noi ci muoviamo a tutela del nostro datore di lavoro assistito, ma anche per la tutela del lavoratore. Quando noi chiediamo la deducibilità totale dei costi dell'assistente familiare, lo facciamo perché? Perché se il costo rimane a carico della famiglia e la famiglia ha anche la possibilità di portarlo in deduzione, in detrazione, vuol dire anche aiutare lo Stato, la Regione, il Comune
a togliere l'assistenza nelle strutture, perché se gli anziani non possono essere assistiti in casa perché non ci sono i fondi necessari, dobbiamo metterli dove? In una RSA? Chi paga la RSA? La regione? Lo Stato? La persona? Sicuramente pesa sul pubblico. Noi vogliamo che rimanga, che l'anziano, l'assistito rimanga nella propria abitazione. I costi, è vero, dobbiamo fare, Rinaldo era la persona Rinaldo, che è entrato, ha parlato della colf, del ruolo della colf degli anni passati. È un ruolo importante la colf, semplicemente la colf, anche per un anziano. Non tutti gli anziani sono disabili o hanno bisogno di assistenza, potrebbero aver bisogno solo di un aiuto, non per questo devono essere discriminati. Non è che sia un lusso avere un aiutante in casa, è una necessità. Non possiamo mandarli su per la scala a pulire, a tirar giù le tende o a pulire i vetri. Allora, cerchiamo di dare la possibilità agli anziani di avere qualche ora una colf con la loro pensione. Beh, non sono, per carità, ci sono situazioni diverse. Una volta non era necessario avere la colf, la badante, eccetera, perché c'erano famiglie composte da genitori, figli, nipoti, c'era la famiglia che faceva squadra, che faceva assistenza. Adesso gli anziani sono soli. Il signor Rinaldo diceva all'anziano basta avere una figura, che la collaboratrice familiare gli va 2 volte alla settimana. È un modo per stare insieme, per parlare, ma diamo la possibilità a questo assistito o a questa assistita di portare in deduzione, detrazione questi costi. Questo vorrebbe dire riconoscere anche delle retribuzioni più alte. Noi prima abbiamo visto il costo mensile di una assistente familiare convivente a tempo pieno. Se magari più avanti vediamo anche semplicemente quelli che potrebbe essere una simulazione per una colf che lavora 25 ore alla settimana costa alla famiglia 1.052 euro. 25 ore alla settimana vuol dire 5 giorni, 5 ore. io non so, mi domando. La Sindatcolf, che è l'associazione che qui rappresento, lo fa presente costantemente al governo. Ma se non ascoltano... Però bisogna forse che facciamo squadra su questo. Ma se non ascoltano, noi ci troviamo con dei numeri che lei ha letto, che sono impossibili. Ma come facciamo a pagare queste cifre? Ma come si fa a non capire che non siamo nelle condizioni, la maggioranza, sì, di pagare queste cifre? Ma vogliamo capirlo che chi sta facendo i conti, anche i burocrati devono capire. Io non so quando mettono giù queste cifre se si rendono conto cosa arriva nelle buste paga e nelle pensioni a fine mese. Parliamo anche delle cartelle esattoriali, dottor Serra, perché veramente è da saltare dalla sedia sentendo queste cifre. Ecco, com'è la situazione? Come si apre il 2026? Prego. Il 2026 purtroppo si apre con l'infrangersi di tanti sogni dei contribuenti. Cioè, il contribuente nel 2020 ha chiuso il 2025 sperando nella famosa rottamazione 5, dove potevo pensare di mettere a posto un po' i debiti che per n motivi non ero riusciti a sanare con il fisco, e ho scoperto che invece tutto questo è stata una favola. Perché la rottamazione 5 comprende solamente pochissimi carichi e quindi faccia conto che in base al mio osservatorio su un debito di 10.000 euro io riesco a rottamare, cioè a pagare solamente la quota capitale, tolto sanzioni e interessi, il 20%, quindi l'80% rimane fuori, quindi è stato purtroppo un bagno freddo per tutti i contribuenti. Questo è il problema. Mi auguro che questa scelta del governo sia propedeutica a tenere ancora i conti molto molto ristretti per fare un condono nel 2020, nella legge di bilancio 2027-2028. Mi auguro questo. Perciò si parlerà ancora di condono, secondo lei, se no non se ne verrà fuori?
Per forza, cioè, intanto il ministro Leo sta rifacendo il codice fiscale, il codice tributario, si stanno rifacendo una serie di operazioni. Oggi come oggi la situazione è esattamente come quella del 2025, quindi non è cambiato assolutamente nulla. È anche vero che nel momento in cui io faccio un condono devo fare deficit di Stato. Per aumentare il mio deficit di Stato devo avere i conti a posto, perché poi devo andare a vendere i titoli di Stato all'estero per bilanciare il deficit che faccio. Se il mio rating europeo o mondiale non è al momento in cui in questi 2 anni il nostro debito pubblico è calato a fronte di un calo degli interessi che dovevo pagare, ecco che a quel punto mi auguro e credo dal mio osservatorio che si stia pensando a fare una manovra vera e propria, cioè di svariate decine di miliardi nella legge di bilancio 2027-2028, stando all'attuale governo. Poi naturalmente cambiasse il governo, a quel punto credo che la situazione torni come negli anni passati, dove tutti i nostri discorsi a quel punto vanno a remengo. Più chiaro è così. Germina da Verona, ciao Germina. Buongiorno, io volevo dire, siccome complimenti per la sua trasmissione intanto. Grazie. Praticamente volevo dirle, se uno ha reddito basso, come fa la famiglia a pagare la badante? Io dico, chi ha i miliardi, perché prendono l'accompagnamento? Mi dica un po', sono una domanda ignorante. Se uno ha il reddito basso, io ho avuto mio marito in carrozzina 5 anni, ho fatto la domanda di accompagnamento 4 volte e il dottore di famiglia mi diceva che soldi 2 SL non ce n'è. Io non capivo niente perché ero esaurita, me l'ho curato, me l'ha dato solo 2 ore settimanali, quando veniva era già stanco perché andavo a portare in giro i giornali alle 3 di notte e faceva solo il bagno e basta, con l'aiuto di un altro infermiere. 30 anni che è morto, ho avuto tante di quelle storie che non finiscono più. Mio marito lavorava a Milano, sono andata alla ricerca di contributi e c'erano, e l'INPS non me li hanno conteggiati. Ho fatto ricorso su 20 anni di soldi, mi hanno dato solo 5 anni. L'accompagnamento me l'hanno passato 6 mesi prima, me l'hanno dato dopo 2 anni. Che quando è venuta la commissione a casa mi ha detto suo marito sta morendo. Con le domande che ho fatto io dico perché le danno l'accompagnamento ai ricchi signori? Il mio dottore aveva 11 appartamenti in affitto e prendeva l'accompagnamento, quella roba lì non è giusta. Io sono invalida, mia figlia è invalida e mia nipote senza lavoro. Ti ringrazio Germina anche per questa riflessione a voce alta che stai facendo, le critiche che escono da una persona che ha provato a capire cosa vuol dire. Il problema è che non riusciamo a capire perché per queste persone che hanno lavorato, come dice il dottor Serra, gli italiani la maggior parte, quasi tutti sono brava gente, certo. sono brave persone, io lo dico sempre dottor Serra. Il problema è capire come mai si trovano 7 miliardi per le Olimpiadi e dicono bellissime, ci mancherebbero che non fossero anche belle con 7 miliardi, cioè, ma ci mancherebbe forse che avessimo fatto un flop e non si trovano i soldi per le necessità del territorio, che sono le fragilità in tutti i sensi. C'è un paese che sta sfracellandosi, non so, sta sgretolandosi. Ecco, abbiamo queste persone che non riescono neanche ad arrivare alla seconda settimana, questa persona, specialmente le fragilità. Io veramente faccio fatica a capire dove qualcuno vuole andare a parare, prima o poi dovrà confrontarsi con queste realtà. Il sociale prima o poi salta il tappo nel sociale e non ce ne sarà per nessuno se salta il tappo, perché prima o dopo qualcosa si muoverà. Come si fa? Come si fa a vivere? Per fortuna che c'è il mondo del volontariato, i banchi alimentari, che almeno non muoiono di fame, perché adesso è difficile non aver da mangiare, ve lo posso assicurare. Se uno muore di fame perché vuole morire di fame, ma non perché non possa trovare vestiti, non ne parliamo, non sappiamo neanche più dove metterli. Infatti. Abbiamo tante cose,
però che regna sovrana è la solitudine. Cosa facciamo con queste persone che veramente alle volte basta l'ascolto, basta vedere che amano Sveglia Veneti, vogliono parlare, vogliono dire le loro vicende, la loro vita, la loro storia. Ecco, perché sì, quello che ha detto, ma il discorso della solitudine, di parlare, io mi ricordo quella telefonata di una persona diversamente giovane che ha detto: se non chiamo Sveglia Veneti e parlo, fra poco non riuscirò neanche più a parlare perché non parlo più con nessuno, non vedo nessuno, tanto è vero che queste persone aprono la porta a chiunque si presenti, perché per loro vedere una persona è come vedere un tesoro. Allora, Presidente Aceti, possibile che non riuscite a farvi ascoltare dicendo: sì, io ho questi numeri, però non riesco a dirle alle persone che mi chiedono quanto costa la badante, perché sono numeri impossibili con le cifre che abbiamo. Prego, Presidente. E dopo io sento parlare dall'altra parte di retribuzioni che magari sono ritenute troppo basse. Allora io ho fatto un ragionamento in questi giorni dopo la firma del nuovo contratto, dopo aver sentito anche visto anche quelli che erano i valori minimi e quant'altro. Allora dico, prima di tutto il contratto collettivo è una garanzia per entrambe le parti, anche dal punto di vista economico. Quando sento, non pensiamo al datore di lavoro domestico come il ricco che può permettersi di avere la colf, la badante o quant'altro, ma pensiamo a una persona che ha delle necessità. Sì, non è evidentemente in difficoltà, non ha bisogno della colletta alimentare, però è anche vero che ha bisogno di essere sostenuto. Noi stiamo chiedendo al governo di sostenerlo sotto il profilo fiscale. Se mi dai la possibilità di portare in deduzione il costo dell'assistente familiare è già un passo avanti. Noi lo stiamo facendo. Dottor questo Serra, da come anni. commenta questa frase che ha detto la Presidente Aceti? Dammi la possibilità di scaricare, ma bisogna avere anche i soldi per pagare, per scaricare. Siamo sempre là, è il gatto che si morde la coda. Microfono, dottor Serra. Sì, adesso sì. Mi sente? Sì, adesso sì. Mi sentite? Sì. Sì. Mi sentite? Sì. Allora, lui visto che che non noi non la sente. sentiamo, noi la sentiamo, lui no, andiamo a vedere Gabriella da Mogliano. Vai, Gabriella. Buongiorno Mirella, e grazie di tutto di quello che fa, però la rabbia Pronto? che fa è che pensiamo solo all'Africa, invece è anche l'Italia che è messa male, perché c'è tanta gente che vive per strada, in macchina, e dopo parlava una famiglia l'altra sera per televisione che hanno un figlio che è stato colpito da uno che le ha sparato, che lavorava sul supermercato. Neanche quello, non le danno niente, sono anni che fanno carte sopra carte. E il mondo va male, veramente l'Italia va male. E pensiamo solo all'Africa. Le dica qualcosa che fa molto bene. Grazie infinite, buona giornata. Abbiamo sentito Raffaella, prego dottor Serra, adesso lei mi sente, io la sentivo bene anche prima, prego. Ecco, stavo dicendo che per quello che parlava la Presidentessa, è vero scaricare tutto, che si possa scaricare tutto, siamo d'accordo, ma metterei comunque che 40.000 euro, però metterei delle scale, cioè sostanzialmente sotto una certa cifra la colfa, la classica colfa, la devo, se supero certe cifre ovviamente non posso scaricare nulla, sotto a certe cifre posso scaricare tutto e poi basta creare una scaletta. Cosa diversa è l'assistente familiare per persone anziane che hanno bisogno non di una colfa ma di una vera e propria assistente. Ecco che a quel punto per me dovrebbero le maglie essere molto più larghe, perché la persona anziana che ha problemi di muoversi e per non andare a finire in un RSA è giusto che lo Stato debba accolarsi tutto il costo del cuneo fiscale. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora Mirella, mi capisco tutto questo che avremo bisogno prima o dopo, che avremo bisogno della persona, perché adesso se rendiamo abbastanza. Quando che avremo un po' meno di salute, che avremo bisogno anche noi altri giorni e notte. Però
le badanti vivono del tutto spesato alle nostre spalle, con mantenimento totale, ogni mese li stipendiamo bene, però loro hanno un'ora o due al giorno di libertà che possono uscire, e sicché io rimango da sola, e sabato, la domenica pure hanno delle ore, e io in quelle ore che mancano non ho nessuno che le dà il cambio, e sono spesate di vitto e alloggio. Dovrebbero, non so, prendere un po' meno, perché loro è tutto pulito il suo stipendio, vanno a casa con lo stipendio intero, e bisognerà fare qualcosa. Anche loro dovrebbero avere un po' di quello che si dice, hai capito? Questo volevo dire, che sono stipendiate e mangiano, si stirano, si lavano e fanno di tutto a spese nostre. Il suo stipendio è pulitissimo. Vi saluto. Allora, abbiamo sentito le riflessioni di Giusy, sentiamo come risponde la Presidente Accetti. Prego, poi andiamo in pubblicità. Alla signora Giusy posso solo dire che io rappresento la parte datoriale, perciò in questa sede io rappresento lei, datore di lavoro, però non posso dimenticare che il lavoratore deve essere anche lui garantito per quanto riguarda le ore di riposo. Le 2 ore, una badante, l'assistente familiare a tempo pieno ha diritto a un riposo pomeridiano di almeno 2 ore, ha diritto a riposo notturno, ha diritto alla mezza giornata infrasettimanale più la domenica o un altro giorno. Cioè noi stiamo parlando di diritti di un lavoratore, dopo non possiamo lamentarci se il nostro lavoratore ci lascia per un'altra situazione. Noi dobbiamo, da associazione datoriale, dobbiamo formare anche i nostri associati datori di lavoro, facendo capire loro che ci sono anche dei diritti del lavoratore. Noi non possiamo far lavorare una persona 24 ore su 24. Io capisco che la signora rimane sola, però dobbiamo anche capire che il lavoratore ha bisogno dei propri tempi, ma anche per le proprie necessità personali, ma anche per uscire e prendere aria. Ripeto, io sto parlando da associazione datoriale, il mio assistito, il mio socio è un datore di lavoro domestico, ma devo insegnare al mio associato datore di lavoro anche non solo i diritti, ma anche i doveri di riconoscere anche delle pause giornaliere, settimanali, annuali, il diritto alle ferie. Noi non vogliamo pensare a questo lavoro domestico. Io, Mirella, prima le dicevo, il lavoro domestico è considerato un livello B, un secondo livello rispetto agli altri. È un lavoro a tutti gli effetti, con diritti e doveri. Contratto collettivo ci aiuta, dobbiamo fare forza, tutti insieme, andiamo avanti, chiediamo le agevolazioni dove ci sono. Dopo, non tutti purtroppo sono i datori di lavoro ricchi da potersi permettere da soli di pagare la badante a stipendi, a contributi, al vitto e all'alloggio da garantire una convivente. In molti casi hanno bisogno dei figli. Quanti figli intervengono per aiutare i genitori? Dottor Serra, vuole aggiungere qualcosa a quello che ha sentito? Poi andiamo in pubblicità. Non lo sentiamo. Microfono. No, andiamo in pubblicità perché non sentiamo niente. Dite per cortesia che non spenga il microfono, perché se lo spegne ogni volta. Pubblicità. Allora, guardiamo altre slide per capire i costi, perché è quello che ci interessa. Allora, qui cosa stiamo vedendo, ad esempio, Presidente? Il costo mensile di una colf 25 ore settimanali. Quello che si diceva prima, sì, 25 ore. Sì, allora,
premesso che la retribuzione contrattualmente prevista ad ore, non è mensilizzata, ma noi abbiamo fatto una simulazione. Quanto costa una colf? 25 ore settimanali, costa di retribuzione mensile 759,39, se mettiamo da parte rate di tredicesima, ferie, TFR, e possiamo vedere la slide immediatamente successiva. Vediamo la slide successiva. Che il costo mensile lordo per la famiglia sono 946, totale mensile, compresi i contributi INPS e Cassa Colf, siamo sull'ordine dei 1052 euro. La differenza, siccome inizialmente avevamo parlato di nuovo contratto collettivo e di nuove retribuzioni, abbiamo fatto un confronto con l'anno scorso e abbiamo una differenza di circa 47 euro mensili. Se vogliamo vedere anche la slide immediatamente successiva, che è la numero 5 e poi la 6, parliamo, eccola qua, la babysitter a 40 ore settimanali per bambini che hanno più di 6 anni. Il livello è B Super e ha una retribuzione oraria di 7,45 euro, mensilizzata media mese di circa 1291 euro. Se aggiungiamo rate di tredicesima, TFR e ferie, il lordo, è la slide immediatamente successiva, il lordo è di 1610 per un totale mensile a carico della famiglia di quasi 1780 euro. Sono circa 80 euro in più rispetto all'anno precedente. Se vogliamo tornare un attimo a quelle che sono le differenze retributive tra il contratto che è stato rinnovato con decorrenza 1° gennaio, diciamo che le parti sociali hanno fissato come a livello B Super, cioè assistenza a persona autosufficiente o babysitter, l'aumento di 100 euro in 4 tranche, 1° gennaio 26 40 euro, 1° gennaio 27 30 euro, 1° gennaio 28 e 1° settembre 28 15 euro è lo scatto di aumento, e poi viene praticamente riproporzionato con modalità e termini sugli altri livelli retributivi. Presidente, cosa dicono le persone veramente quando vi chiamano, quando sentono questi costi? Ci dica veramente anche la sensazione che avete, perché io chiamo, voglio sentire anche cosa mi propongono per mia mamma, per mio papà, per mia sorella ammalata oppure che ha bisogno di assistenza. Ecco, cosa sente? Beh, il datore di lavoro che si rivolge all'associazione, alla Sindatcov, è un datore di lavoro che vuole regolarizzare tutto. Viene da noi, ci spiega qual è la problematica, gli consigliamo anche quale potrebbe essere una soluzione con un lavoratore non convivente o con un lavoratore convivente a seconda delle necessità. Io non ho sentito questa paura nei costi, quanto, e lo dicevamo prima fuori onda noi due, quanto sulla persona da cercare e da trovare. Perché il lavoratore convivente è un lavoratore con il quale l'assistito vive 24 ore su 24, tutto quello che è il trend familiare è stiamo sempre insieme. I figli cercano una persona della quale fidarsi per tante cose, nella malattia ma anche nella quotidianità. I figli vanno a lavorare, vogliono che il genitore sia seguito da una persona della quale si possono fidare. La sicurezza. Allora andiamo a vedere cosa è successo ad Arcade proprio con una finta badante. Sentiamo cosa ha detto il sindaco Domenico Presti.
No, Presti su finta badante. Adesso dovrebbe partire il servizio. Diciamo che è andata bene grazie alla prontezza del cittadino. Le 1000 sfaccettature di uno scippo con l'abbraccio. Si chiama tecnicamente così quello tentato domenica mattina in cimitero ad Arcade. Protagonisti un compaesano del sindaco Presti e una giovane sedicente badante che improvvisamente si è avventata contro l'uomo nel tentativo di abbracciarlo teneramente. Lui ha reagito immediatamente capendo l'intenzione della malfattrice, perché così dobbiamo chiamarla, e quindi si è sottratto più volte allontanandosi e cercando di spintonarla lontano da sé in maniera che comunque non riuscisse a ghermirlo, perché l'obiettivo era puntare magari o al collo o all'orologio per una collana o al portafogli, perché l'obiettivo, abbiamo visto, di queste donne principalmente è questo comunque. Una tecnica che può avere conseguenze ben peggiori, come ricorda il sindaco, con un anziano deceduto qualche anno fa per aver battuto la testa dopo essere stato spinto a terra proprio a seguito di uno scippo con strappo. Ecco perché non bisogna lasciarsi catturare, ma reagire allontanandosi da chi ci vuole circuire, richiamando l'attenzione dei passanti. Consiglio, come ha fatto lui, urlare in maniera comunque che la persona capisca comunque che sta chiedendo aiuto e si allontani, e prendere subito in mano il cellulare e fare il 112. Ora, grazie alle telecamere, la pseudo badante avrebbe già un nome e un volto per una vicenda che deve servire da esempio per tutti. Se uno ti abbraccia è perché ti abbraccia un amico, una persona che ti conosce, ma una persona sconosciuta, per quanto bella avvenente che sia, lo dico agli uomini, non esiste assolutamente come una cosa del genere, sono delle ladre. Sono delle ladde. Quando si avvengono da voi, anche per capire, ecco, che lavoro potrebbero fare, cosa gli proponete, i requisiti che devono avere, come fate a sapere che può essere una persona, come si chiede, come lei ha spiegato molto, alla sicurezza della persona che mi viene in casa? Ecco, come fate a capire che possono essere persone fidate da mettere all'interno, perché noi pensiamo e sappiamo che vanno all'interno di fragilità, non c'è niente da fare, là è il grande problema. Ti pago, ci mancherebbe altro che poi mi freghi, perché è successo anche questo spesso, poi vedremo una che ha truffato una finta colf 6 famiglie, non una. Allora, che requisiti bisogna che abbiano? Ecco, come fate a capire che ci si può fidare di questa persona? L'unica cosa è sul passaparola e sul richiedere referenze dai datori di lavoro precedenti. Non ci sono altre soluzioni. Ripeto, la nostra è un'associazione datoriale, incontro delle proponenti lavoratrici perché anche loro suonano alla nostra porta per cercare lavoro. L'unica cosa che puoi chiedere è referenze, parlare con i datori di lavoro precedenti. Mi spiace di aver sentito questa truffa all'anziano e aver avvicinato la truffatrice, avergli affibbiato un termine, badante. Perché l'hanno chiamata badante? La badante è un'altra persona, questa è una persona che si è avvicinata a una persona anziana e voleva derubarla, appunto. Perché badante? Abbiamo Desenzano del Garda, chi c'è? È caduto Desenzano del Garda, bene, andiamo bene. Allora, quello che volevo, vediamo almeno se c'è il dottor Serra c'è? Mi sente adesso? No, adesso sì, ci sono, avete un po' di problemi di linea internet oggi. La connessione, mi collego con l'America, con l'Australia, mi collego col Montello qui vicino a noi, cade sempre. È una connessione, guarda, non per nostra colpa, ma perché la connessione c'è ancora ecco, ha capito cosa dovrebbero fare invece di fare tante cose, per carità, con tutto il rispetto per quello che stanno facendo, magari anche no. Dottor Serra, ecco, cosa ci si può proporre, cosa bisognerebbe fare? Perché io dico sempre, anche i sindaci, che siccome sono responsabili della salute dei loro cittadini, hanno questa patata bollente, infatti l'hanno passata quelli che prendono meno di tutti e con più rogne di tutti. Però questi sindaci hanno gli eserciti, prima o poi, che sono i cittadini che li votano, oltretutto, prima o poi dovranno pur farsi sentire, perché sono i problemi del territorio, le tasse,
il fisco, si parla, l'autonomia, ad esempio sull'autonomia lei cosa pensa? Si sarebbe meglio con l'autonomia che anche il nuovo presidente della regione Alberto Stefani ha detto che porterà veramente solo bene? Prego. Sì, l'autonomia credo che sia una delle strade da percorrere. Facciamo l'esempio tipico, i sindaci già oggi hanno abbastanza potere. Glielo aumenterei facendo loro fare degli accordi con, ripeto, associazioni e associazioni del terzo settore. Cioè io credo che l'Italia, soprattutto in certi temi come quello degli anziani o delle colf o degli assistenti familiari, deve essere delegato tutto ad associazioni, non può essere che lo Stato si occupa di tutto, o peggio ancora associazioni private, perché prima parlavate dell'RSA, ma io parlo delle realtà che conosco su Brescia. Per prendere un posto in un RSA per un anziano naturalmente autosufficiente, se non è autosufficiente uno se lo tiene in casa, autosufficiente, uno deve veramente chiedere accendere un cielo alla Madonna per un posto, perché sono tutti pieni e sono tutte strutture che hanno convenzioni con lo Stato, quindi che siano poi della Chiesa o dei privati, ma c'è gente che ci guadagna. Quando io invece credo che associazioni di volontari del terzo settore delegati dal sindaco possano fare molto di più, meglio e in più persone anziane che però sono magari sufficienti. Ecco che a quel punto gli si dà anche uno scopo nella vita, cioè momenti in cui una persona anziana, io credo che se può fare 4 passi e andare a trovare un altro amico nelle vicinanze accompagnato, lo rende vivo, cioè dagli uno scopo nella vita. Dottor Serra, un'altra domanda che mi viene spontanea, ma perché nessun governo, qui metto dentro tutti destra, sinistra, centro, non riesce a far pagare le tasse a chi dovrebbe pagarle? Perché abbiamo i nomi, i cognomi, cioè il lavoratore dipendente dall'anno scappa e gli altri, perché nessun governo non riesce a far pagare le tasse? Noi vediamo delle volte delle cifre talmente irrisorie che ci vengono i brividi. Ecco, perché non riescono? Io non mi ricordo dove ho sentito che alcuni ricchi hanno detto ma noi vogliamo pagare di più, è che non ce le fanno pagare. Ecco, io vorrei anche capire come funziona e cosa pensa lei. Nessun governo fa pagare le tasse a chi non le paga. Allora, intanto per non pagare le tasse, esistono 2 categorie. Quelli che sono sconosciuti al fisco, cioè proprio evasori totali, essendo totali io prima li devo beccare, quindi se hanno conti all'estero o hanno dei prestanome, naturalmente quelli come faccio a sapere chi sono? Se sono totali ovviamente il fisco non li conosce e quindi pur essendoci oggi tutti i sistemi informatici sono furbi anche dall'altra parte. Cosa diversa invece è l'elusione. Io momenti in cui sono un piccolo artigiano ed eludo le tasse, non pago le tasse o cerco di mettere, la cosa più semplice è andare in vacanza dicendo che è un viaggio di lavoro, in realtà sono andato in vacanza. Questa evasione, ovviamente questi per andarli a prendere li si possono andare a prendere. Per quelli grandi il problema è che oggi come oggi è impossibile. Impossibile perché in Europa, come nel resto del mondo, esistono paesi, cito, negli Stati Uniti esiste uno stato, il Delaware, dove il senatore si chiamava Bush, giusto per... si chiamava Biden, che è stato ex presidente, che è un paradiso fiscale. Quindi se io ho una società nel Delaware, quindi negli Stati Uniti, non a Panama, pago una cosa irrisoria di tasse. In Europa c'è l'Olanda, c'è l'Irlanda, quindi momenti in cui io, grande imprenditore, mi vedo che i chiari di luna mi dicono che mi tasseranno più del dovuto, prendo e sposto la mia sede fiscale da un'altra parte e quindi io Stato rimango con le pive nel sacco. Quindi è un problema molto complesso. Io non penso sia così complesso, il problema è che non si vuole intervenire, perché io penso che ci sia la possibilità di far sì che queste persone paghino le tasse in Italia se sono italiani o se risiedono in Italia o hanno anche la cittadinanza italiana, perché non può funzionare così, non è possibile che nel 2026
noi abbiamo ancora questi numeri che fanno rabbrividire, si colpisce sempre, ecco, la parte debole del paese dove paga e chi paga? Io pago, è il denaro pubblico, la trasparenza su quello che viene investito. Adesso vedremo anche le Olimpiadi, le entrate e le uscite, perché sono anche soldi pubblici. Noi dobbiamo capire cosa è entrato e cosa è uscito, e i numeri sono importanti, vedremo chi darà i numeri, se ce li daranno, perché veramente io delle volte non riesco a capire perché non c'è mai la trasparenza sui numeri. Noi dobbiamo dichiarare tutto dall'A alla Z, dobbiamo essere al massimo trasparenti, e gli altri che se la giocano, poi se hanno anche fior di avvocati arrivano alla prescrizione, così si cancella tutto, compreso anche qualcuno che è ancora seduto al governo, tanto si va avanti. Qual è il problema? E se lo facciamo noi siamo già in galera. Certo. Eppure qualcuno lo fa perché viene permesso questo. È solo una questione di soldi, dottor Serra. Se hai tanti soldi te la cavi comunque te la cavi. Comunque te la cavi. Se non hai niente, per una stupidaggine riesci veramente a essere massacrato. Questa è l'Italia purtroppo che noi vediamo, e i giovani che sono il nostro futuro stanno vedendo questo. Poi chiediamo perché veramente sono così, e se ne vanno specialmente all'estero. I numeri parlano chiaro, perché appunto anche qua non vengono trattati e non sono retribuiti come dovrebbero essere retribuiti. Chiaro. Come ci saluta dottor Serra, con quale messaggio? Il messaggio è che cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, mettiamola così. Alla mia età, momento in cui mi alzo la mattina e non vedo il mio nome nei necrologi, sono già felice, mettiamola così. Grande dottor Serra, bellissimo questa chiusura. L'importante è vivere, ma essere anche sani, magari non avere acciacchi, e forse ce la faremo. Grazie, buon lavoro dottor Serra, buona giornata, grazie. Mentre la Presidente Accetti rimane ancora con noi. E so che vi farà piacere perché abbiamo ospite la dottoressa Alessia Grassigli, Presidente Ordine Medici Veterinari di Treviso e provincia, per capire l'importanza anche di conoscere la salute pubblica. È fondamentale, mangiare sano bisogna, però con quello che sentiamo a volte ci viene da fare una riflessione: ma mangiamo sano o mangiamo quello che vuole qualcuno? Perché alla fine, se noi non riusciamo nemmeno a leggere le etichette, non so perché le fanno così piccole, poi che ci vuole, no, vorrei anche capirlo, se per cortesia le fate un po' più grandi, visto che quasi tutti abbiamo gli occhiali già da 8 anni, perché non si riesce a capire. Cioè, io non devo essere esperto e conoscere a fondo la materia. Tu mi devi spiegare semplicemente quello che sto comprando e che poi dovrò mangiare. Dicono che i controlli in Italia, ieri avevo un altro veterinario, sono ferrei, sì, non si scappa. Assolutamente sì. Ecco, questo è molto importante. È un pregio nostro, è un vanto, i controlli sono ferrei, e gli eventuali scandali o situazioni che vengono fuori ne veniamo a conoscenza proprio per i controlli. Se non ci fossero i controlli non avremo lo scoperchiarsi di queste situazioni, quindi vengono messe a nudo proprio grazie ai nostri controlli. Però noi abbiamo visto, dottoressa, ad esempio sulla pasta, chiamiamola pasta adesso, lasciamo perdere la carne, poi andremo anche sulla carne, che grazie a un giornalista si è scoperto che il grano non era italiano, era scritto Made in Italy, ma il grano non era italiano, ed è stato un giornalista. Possibile che delle volte questa categoria viene presa di mira, ma solo perché cerca delle volte la verità. Prima o poi la verità viene a galla, e in effetti la pasta, ecco, con tutti i controlli che ci sono, però il grano non era Made in Italy, tutto fuori che Made in Italy. Allora poi hanno cambiato le etichette. Non le sembra che forse nella catena c'è qualcosa che sfugge? È troppo lunga la filiera, anche per i controlli. Dove vanno? A chi vengono fatti questi controlli? A tutti, o io, se pago, magari sono anche più fortunato, perché delle volte si vede anche questo tramite la Guardia di Finanza, perché fortunatamente ci sono persone che fanno veramente il loro lavoro seriamente, ma io non posso essere fortunato quando compro qualcosa. Oppure vediamo del materiale che viene ritirato, di prodotti che vengono ritirati dopo che sono stati venduti.
perché c'è qualcosa che non va, però non riusciamo a capire, perché la trasparenza in Italia non esiste mica, dottoressa Grassigli. Per questo io l'ho, esatto. Là sono tanti livelli, nel caso della pasta, che comunque non è il mio settore, i controlli sono stati fatti, per cui la cosa è venuta fuori. E i controlli sono molteplici, come dice anche lei, quindi a monte, quindi si è visto che la pasta non era italiana, come dice, quindi hanno cambiato l'etichetta, ma anche poi a campionamento nei supermercati, quindi è un doppio filtro nei controlli. Quindi questo significa che comunque la ricerca continua della qualità per i nostri cibi c'è in tutti i livelli, sia nel mio settore sia in altri, perché come serve anche il giornalismo d'inchiesta, certo. Perché il giornalismo d'inchiesta aiuta a far venire fuori determinate problematiche, a renderle pubbliche, a rendere più coscienti tutti noi di alcune tematiche in generale. Quindi Abbiamo Enrico da Desenzano, è riuscito a riprendere la linea. Vai Enrico. Bene, grazie. Io ho sentito, no? Per via delle pensioni, ma io ho amici che prendono 1.300 al mese, si devono pagare l'affitto, pagare il mangiare, il gas. Se io voglio una badante, se ci do il mangiare gratis, ci do l'affitto gratis, pago tutto io e poi con ancora una paga di 1.100 al mese, i soldi non contano. Molto chiaro Enrico, infatti l'abbiamo detto che i conti non tornano perché 1 più 1 fa 2 e se non ho i soldi 2 non ci arrivo, allora come faccio? È vero, l'abbiamo detto anche prima e qualcuno dovrà risolvere questo problema. Però un'altra cosa, dottoressa Grassigli, ecco, questa aviaria, adesso c'è nuovamente questo problema dell'aviaria, dei polli, questi allevamenti intensivi, ecco, vediamo delle cose assurde delle volte, però giustamente lei dice attenzione perché bisogna anche spiegare come vanno le cose veramente, perché la realtà magari è anche un'altra. Prego. L'aviaria c'è, in Veneto abbiamo tanti allevamenti di animali da carne, di polli da carne, forse credo che siamo anzi la regione più importante, anzi sicuramente a livello nazionale in questo senso, quindi l'influenza aviaria è sotto controllo perché è una malattia che può fare il salto di specie, per cui è molto controllata e i controlli su questo sono serrati e glielo posso garantire a tutti i livelli. Per cui c'è da stare acquistare il pollo tranquillamente. Sì, assolutamente. Avete capito cosa sentiamo stamattina? Cioè, i controlli ci sono serrati, sono continui e tutto quello che arriva nei supermercati è controllato. E poi, come ha detto anche lei, i controlli vengono fatti anche dopo, quando la merce è già a scaffale, proprio per avere un'ulteriore tutela su tutto ciò che arriva nelle nostre case. Allora, sentiamo invece la Presidente Aceti per rispondere al nostro Enrico da Desenzano. Prego, Presidente. Ecco, i costi non tornano, i conti non tornano. Nel momento in cui il datore di lavoro potrà portare in deduzione tutti i costi, il problema non sarà superato solo dalla deduzione o detrazione dei costi, su questo non c'è ombra di dubbio, ma aiuterà. Quello che continueremo a chiedere noi come Assindatco ai vari governi è un aiuto da parte del governo. Ci vogliono dei bonus, chiamiamoli così, ci vogliono, sentivo una signora che era intervenuta prima che parlava di assegno di accompagnamento, che è una piccola goccia, serve tutto, perché io ho visto indennità di accompagnamento dai 500 ai 700 euro a seconda della gravità dell'assistito. Tutto serve. Allora partiamo dalla detraibilità del costo, parliamo di bonus o comunque dei versamenti, assegni di accompagnamento, chiamiamoli come vogliamo. Noi come Assindatco, associazione datoriale, ripeto, lo stiamo chiedendo da anni, un po' alla volta, chissà che qualcuno ci ascolti, qualche passetto avanti lo stiamo facendo.
anche parleremo un attimo di questa carenza di personale che comporta anche la necessità di chiedere di entrare in Italia persone straniere. Noi pensiamo a fare entrare delle persone che effettivamente possano aiutare nell'assistenza agli anziani, non entrate di persone che poi si occupano di altro, entrano attraverso per la strada, per la porta del lavoro domestico e dopo si occupano di altro. Stiamo facendo anche formazione all'estero perché poi le persone che entrano in Italia in assistenza a non autosufficienti possano avere una preparazione già nel loro paese d'origine, oltre alla preparazione sul tipo di lavoro, insegnargli anche la lingua. Dopo quando arrivano qua, anche noi facciamo formazione per queste persone che poi dovranno lavorare nel settore domestico. Io personalmente per Asindatco Treviso ho organizzato dal 2017 all'anno scorso 14 corsi di formazione, 64 ore in presenza, non online che attacchi il cellulare e dopo te ne vai da un'altra parte. In presenza 64 ore, 20-25 persone per ogni corso, dopo magari qualcuno lo perdiamo per strada, però la soddisfazione di vedere formate queste persone. Perché ci serve la formazione? Perché ci servono poi le persone da far assumere dai nostri soci, datori di lavoro. A livello nazionale questo possiamo farlo perché un assistente familiare convivente non è necessario che rimanga solo qua a Treviso. Lo inseriamo nella nostra banca dati che è nazionale e può andare a lavorare in qualsiasi città d'Italia, Milano, Roma, Napoli, dove vuole. Formazione. Presidente, ma mi viene spontanea una parola e una richiesta. Ma allora abbiamo una società, specialmente anche di diversi giovani, molti, che lo straniero lo vedono come un problema, non come una risorsa. Invece è una risorsa. Però noi vediamo che all'interno di queste famiglie quasi sempre sono stranieri, giustamente perché non avendo famiglia possono dare anche il 24 sul 24 o il 12 o il 15, quello che non può fare la persona perché è italiana a tutti gli effetti, perché ha la famiglia, ha figli, ecco. E allora come la mettiamo? Se mancano questi lavoratori che prima abbiamo sentito la telefonata, basta con l'Africa, l'ha sentita anche lei la telefonata di Gabriella da Mogliano, mi ricordo anche chi ha chiamato, ma se non abbiamo questi lavoratori stranieri come facciamo? Non ce la facciamo. Ecco, lo dica chiaramente, perché bisogna... È chiaro, lo sappiamo, il lavoratore italiano nel settore domestico è un lavoratore che si occupa di, non dimentichiamo che nel settore domestico c'è anche il giardiniere o lo stalliere. Noi abbiamo dei soci che hanno alle proprie dipendenze il giardiniere o lo stalliere, hanno una situazione... Ma andiamo un po' più basso, andiamo un po' più basso, perché insomma parlare di stagliere... Parliamo della colf, appunto... parliamo della colf. La colf me la trovo anche italiana. Non nella maggior parte dei casi, ma una buona percentuale me la trovo anche italiana. Perché ha ore? E perché ha ore, perché torna a casa poi, mi fa anche 40 ore alla settimana, magari in più famiglie, però poi ritorna a casa, sabato e domenica è a casa. Per quanto riguarda l'assistenza come convivente a tempo pieno, ho una percentuale altissima di stranieri perché non ho soluzioni. Abbiamo dei casi, instauri dei rapporti con il lavoratore italiano, nel giro di 2-3 mesi basta, si chiude il rapporto. Perciò abbiamo bisogno del lavoratore straniero. Un lavoratore straniero che naturalmente deve essere formato, un lavoratore straniero che non può improvvisarsi infermiere, non è un infermiere, è un assistente, deve seguire quelle che sono anche le regole che sono poste dal medico, le medicine, deve saper parlare la lingua perché deve saper leggere una prescrizione medica, deve preparargli un'alimentazione idonea all'età. Non possiamo fargli mangiare la minestrina tutti i giorni, mezzogiorno e sera, però non gli possiamo fare neanche la frittura di pesce, scusatemi l'esempio
assurdo. Pertanto nei nostri corsi di formazione noi coinvolgiamo anche il cuoco, che insegna a queste persone che arrivano non dall'Africa, perché arrivano tanti dall'Africa, per il nostro territorio è raggiunto in maggior parte dei casi dall'est, tante rumene che adesso sono da anni ormai comunitarie, ma purtroppo con la guerra in Ucraina sono entrate tante ucraine e con tante ucraine abbiamo sottoscritto i contratti. E naturalmente loro non hanno né famiglia né casa in Italia e pertanto cercano di lavorare come assistenti familiari a tempo pieno. Beh, io vorrei farvi ascoltare quella donna che viene al Banco Solidale ucraina, che ha perso il marito e i figli e che lei vuole ritornare al suo paese nonostante che ci sia ancora questa guerra, e noi la stiamo supportando in tutto e per tutto. Ma guardate, sentire dalla sua voce quello che ha passato, quello che sta passando, quello che vede, quello che sente è veramente terribile. Voi non avete idea della disperazione di queste persone che sono qui da noi fortunatamente, e cerchiamo anche di farle vivere nella maniera più giusta, più corretta, più dignitosa che si può. Però guardate che veramente, ecco, lei forse l'avete anche vista perché noi l'abbiamo supportata anche con il vostro assegno. La disperazione di questa donna cosa dice. Detto questo, io vorrei invece che la dottoressa Grassigli ci spiegasse, adesso sta aprendo la bella stagione, gli animali a passeggio, abbiamo visto anche il nostro direttore, cosa è successo al nostro direttore, perché il cane aveva fatto un po' di pipì, è stato assalito, aggredito, ecco, siamo tutti fuori di testa e vedo delle persone che hanno dei cani enormi, anche 2 o 3 su appartamenti anche piccoli. Poi io ho chiesto: scusi, ma lei abita sulla via? No, abito, ok, grazie. Non è che ci sia una moda del cane conforme gli anni che viviamo, cioè un anno va di moda un cane, un altro va di moda un altro. Ecco, vado alla mostra dei cani, a queste bellissime manifestazioni, mi innamoro di quella e lo porto a casa, poi diventa un problema, non riesco a portarlo fuori, non riesco a gestirlo. Cioè non è che si prende un peluche, ma io non vedo tutta questa formazione, come sta spiegando benissimo la Presidente Aceti, anche per quanto riguarda questo animale meraviglioso che è l'amico dell'uomo, ma anche il gatto. Cioè mi sembra che siano dei peluche diventati, ecco, senza pensare che invece hanno veramente anche loro delle regole che tu devi rispettare, perché è la vita di queste creature. Cioè, ma stiamo diventando tutti matti, dottore? No, tutti, perché ce ne sono di bravissimi, per carità. Però vedo delle cose veramente incredibili. Prego. Sì, c'è la moda di scegliere il cane di moda che piace e negli anni ci sono le mode dal famoso dalmata che poi tutti hanno preso e sono caduti in disgrazia, poi c'è stato il pastore tedesco, il boxer, adesso vanno di moda i cani più piccoli. Però non bisogna scegliere il cane che ci piace esteticamente, ma il cane che può vivere con noi, nel senso che ognuno deve riflettere sul proprio stile di vita. Sono una persona che esce alle 8 di mattina, torna alle 8 di sera. Devo proprio prendermi un cane, magari ci sono altri animali da compagnia. Oppure sono una persona molto attiva, non mi posso prendere un bulldog francese, che sono animali molto delicati, che hanno problemi cardiaci e via di seguito, non posso portarmeli al caldo, non me li posso portare a correre, quindi ognuno dovrebbe scegliere il proprio animale da compagnia in base al proprio stile di vita, suo e della famiglia, perché così si forma un binomio che funziona ed è uno scambio reciproco e dà soddisfazione alla persona ma anche al cane, perché anche il cane deve stare bene con noi e deve vivere bene. Quindi prima di adottare un animale, che sia di razza o meno, andate a parlarne anche col vostro veterinario e cercate di capire cosa scegliere. Non è bello, va di moda, è riccio, ha il pelo lungo e via di seguito, perché non saranno poi anni felici per nessuno dei due, non ci sarà quello scambio di felicità che può dare un animale domestico. Stessa cosa anche col gatto o con gli altri animali. Il cibo, ecco, noi vediamo un business pazzesco sul cibo. Cosa deve mangiare questo animale? Parliamo adesso ad esempio del cane, ma anche del gatto. Una volta non era così, eppure mi sembra che
non vivessero proprio così male. C'è un eccesso anche su questo, oppure questo cibo che noi vediamo è fondamentale per loro per vivere bene, per crescere bene? No, il cibo ha dato un netto cambiamento in positivo nella salute degli animali, perché una volta non vivevano male ma morivano 7 anni. Adesso i cani vivono 17, 18, 20 anni, anche i gatti, per cui ciò che noi mangiamo tutti i giorni, quindi anche quello che l'animale mangia tutti i giorni, è fondamentale per il proprio benessere. E quello che mangiamo noi non va bene per il cane e non va bene per il gatto. Quello che mangia il cane non va bene per il gatto e via di seguito, quindi è reciproca questa cosa. Le diete pronte, quindi le famose crocchette, è un mare magnum, ce ne sono di altissima qualità e altri di bassa qualità. Chiaramente la differenza la fa molto spesso il prezzo, mediamente con le marche principali, diciamo, senza far nomi perché non serve, anche qua consultate il vostro veterinario, si va a dare un prodotto di altissima qualità, ma proprio veramente con tecniche di ricerca sopraffine. Avete capito? Un'altra cosa, dottoressa Grassini, prima si parlava di tasse, di spese, ecco, detrarre le spese veterinarie, a questo punto di domanda, il costo del veterinario, com'è la situazione? Ecco, come si apre questo 2026? Perché noi vediamo tanti animali, hanno bisogno, come dice lei, di fare quello che devono fare, come noi, prendere le medicine, però tutto costa e con certo. I giri di denaro che ci sono nelle tasche non è così semplice, almeno sento anche dalle telefonate. Ecco, come vede la situazione? Il problema è questo, cioè il cane comunque per la nostra legislazione è una res, è un oggetto, quindi è soggetto all'IVA al 22% e questo significa sulle crocchette ad esempio, ma anche sulle prestazioni veterinarie, quindi quando andiamo dal veterinario ci sembra di pagare una grande fattura, ma il 22% è l'IVA, poi c'è la cassa che è il nostro ente di previdenza, poi ci sono le tasse. Poi ci sono le spese vive della struttura, luce, acqua, gas, telefono, farmaci, siringhe, collaboratori, strumenti chirurgici, quindi quello che rimane netto in tasca al veterinario è una cifra davvero bassa, anche se a noi come privati cittadini viene da pensare quanto stiamo spendendo, se ci mettessimo là a dire beh l'IVA, questo e quell'altro, vedremo che rimane davvero in tasca poco. Le cure sono tante perché quando andate in alcune strutture private voi vi trovate anche a Treviso, strutture dotate di laboratori completi per gli esami del sangue, con TAC, risonanze, ecografie e tutto questo ha un costo, perché si va in urgenza in una clinica, in una struttura e dopo 2 ore si hanno in mano le analisi del sangue complete del proprio animale. Questo chiaramente è un costo e però poi porta a una diagnosi ben fatta sui nostri animali da compagnia. Allora, chiediamo alla Presidente Aceti, e quando voi assumete queste persone, vi chiedono a volte, ma io vado su una casa dove c'è un animale, come devo comportarmi? Certo. Rientra nei lavori che voi date, perché questo animale magari bisogna che esca, bisogna dargli da mangiare, ecco, rientra anche nel lavoro della Colf? È previsto nel contratto collettivo anche la figura dell'assistente all'animale domestico, a seconda appunto dei compiti che vengono assegnati, lo inquadri il lavoratore in un determinato livello. Ho avuto dei datori di lavoro che hanno assunto dei collaboratori per l'assistenza agli animali, perché magari avevano più cani, ma non perché fossero degli allevamenti, ma proprio perché in casa avevano un numero di animali tali da avere la necessità di un'assistenza e li abbiamo assunti con quelle determinate mansioni, assistenti ad animali domestici. Non le racconto dei cavalli perché lei non lo vuole sentire. Perché lo voglio sentire? No, ho detto che parlare di staglieri ecco, era un po' eccessivo. Però ci sono, anche nel lavoro domestico è prevista la figura anche dello stagliere, oltre che all'assistenza degli animali da compagnia. Ci sono delle situazioni per cui la lavoratrice
lavoratrice non ha accettato il lavoro perché all'interno dell'abitazione c'era il cane, o perché era spaventata dall'animale in sé, o perché aveva delle idee diverse. Però non è escluso, è previsto, il contratto collettivo lo prevede. È una percentuale minimissima, ma veramente rasenta lo 0, ma ci sono. Eh sì, perché pensano anche i ricchi sempre, cioè lo stagliere, e magari se avessero inserito qualcos'altro oltre a quello dello stagliere forse sarebbe meglio, dico io, ma non importa. Allora andiamo a vedere anche questa giornata della prevenzione veterinaria, andiamo a Padova, poi commentiamo con la dottoressa Grassigli. Padova ha ospitato la prima giornata nazionale della prevenzione veterinaria, dedicata al ruolo del medico veterinario nella sanità pubblica e nella sicurezza alimentare, secondo l'approccio One Health. L'iniziativa, che si è svolta al Bo, è stata organizzata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dal Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell'Università di Padova. La veterinaria italiana è davvero capillare, integrata e diffusa in tutta Italia. E parliamo sia di servizi veterinari delle ASL, delle regioni, il Ministero della Salute e la rete degli istituti zooprofilattici, che è davvero un unicum e un'eccellenza italiana. Inoltre questa giornata è stata organizzata assieme ai dipartimenti di veterinaria dell'università e anche ai liberi professionisti, perché è davvero una grande rete a tutela della salute e del benessere degli animali, della sicurezza degli alimenti, ma alla fine e soprattutto della salute delle persone. Al centro del convegno il valore della prevenzione come strumento chiave per affrontare le sfide sanitarie attuali e future, dal controllo delle malattie infettive e delle zoonosi alla biosicurezza degli allevamenti, fino al contrasto dell'antibiotico resistenza e alla tutela degli ecosistemi. È un momento fondamentale e questa sinergia è parte di questo momento fondamentale in cui parliamo di una salute universale. A dicembre abbiamo presentato la carta di Padova sulla salute d'insieme in Universum Salus, dove ben chiaro è scritto quanto importante sia l'interazione tra la salute umana, l'ambiente e la salute animale, proprio perché la salute non è solo assenza di malattia, ma è benessere psicofisico, sociale ed economico, e quindi ambiente, salute umana e salute animale entrano in gioco pesantemente nel determinare questa salute. Ora sentiamo come commenta la dottoressa Grassigli questo importante convegno che è stato fatto. Ecco, alla fine, perché noi vogliamo sapere anche alla fine cosa è rimasto, ecco, qual è il messaggio che avete dato? È un convegno molto importante, il primo di questa giornata della prevenzione della veterinaria a cui ho partecipato anch'io. E il messaggio è quello di portare anche ai cittadini la salute One Health, cioè una salute unica. E il medico veterinario si trova in mezzo nel crocevia tra l'ambiente e la salute umana. Per farle un esempio, noi medici veterinari giuriamo il codice deontologico per la tutela della salute umana ancora prima di quella animale, quindi è molto importante per il settore veterinario e quello che riguarda i controlli di tutto ciò che noi mangiamo, latte, carne, formaggi, uova. E noi ci troviamo in questo intermezzo, l'ambiente, gli animali e tutto ciò deriva da questo viene portato nella salute umana. E in questo la medicina veterinaria ha un ruolo fondamentale, anche per le famose zoonosi, quindi non solo la salute dei cibi, ma le malattie che dall'uomo possono arrivare all'uomo dall'animale, o contrario, perché ci sono anche le malattie che dall'uomo vanno all'animale ma sono meno importanti, sono meno interessanti. Quindi tutti questi controlli fanno sì che la figura del medico veterinario porti salute all'uomo, ma anche chi lavora nell'ambulatorio, quindi il libero professionista che ci cura il cane o il gatto previene le zecche, quindi tutte le malattie trasmesse da zecche, la leishmania, che è una malattia che sta arrivando ormai, è endemica anche nel nord Italia, quindi si fa prevenzione nei nostri animali. Cos'è questa malattia che non conosciamo? È una malattia portata dei pappataci che ormai vivono stabilmente in zona, sta arrivando man mano nei nostri animali. E quindi si previene con sia la prevenzione del pappataccio, che non colpisca gli animali, anche con dei vaccini, ma anche le varie malattie portate anche da altri animali. Cioè, si cerca anche nella libera professione, normalmente si fa tutto quello che serve a preservare la salute umana, anche attraverso i nostri animali da
compagnia. Si parla molto, dottoressa Grassilli, di antibiotici resistenti che preoccupano veramente molto i mezzi, anche negli animali vengono usati, però noi non riusciamo a capire se veramente c'è un controllo, come lei dice invece che c'è. Ecco, qualcuno dice ma bisogna vedere. Lei cosa dice invece? Questi antibiotici resistenti? Guardi, l'antibiotico resistenza è un problema, a detta dei medici diventa il primo problema, perché qualsiasi infezione possiamo prendere, se non funzionano più gli antibiotici che abbiamo usato finora e non ne abbiamo altri a disposizione, si va a morire di patologie che magari qualche anno fa erano curabili con un normale antibiotico. In medicina veterinaria abbiamo una situazione peculiare che è molto più avanzata che in medicina umana. C'è una classificazione degli antibiotici tali per cui i medici veterinari possono prescriverne solo alcuni e a step, quindi quelli più normali, categoria D, C, B, solo dopo comprovate necessità, e la categoria A cui non si ha accesso perché è tutelata dalla medicina umana. E questi controlli sono severi. Quando i medici veterinari prescrivono con una ricetta elettronica già da parecchi anni antibiotici delle categorie B o A, ci sono degli alert che scattano e dei controlli, quindi vanno giustificati gli utilizzi. Questo non avviene in medicina umana. A me capita, è brutto dirlo, andare in farmacia, chiedere antibiotici e me li danno senza neanche una ricetta, e non perché sanno che sono un medico veterinario. Quindi i controlli vanno fatti da altre parti, non in medicina veterinaria, e anche questo ci facciamo un vanto. Se andate a vedere i dati, c'è stato un crollo dell'utilizzo degli antibiotici in Italia, in medicina veterinaria. Questo non si può dire nella medicina umana. In effetti io ieri ho avuto un neurologo, il dottor Schiavone, il quale è preoccupato per due farmaci, il Plasil, che mi ricordo il Plasil, che si vende tranquillamente, certo, invece fa dei danni incredibili. Lui si sta battendo anche con l'AIFA perché non è possibile a dare questo farmaco così facilmente. Poi ne ha citato un altro ma che non mi ricordo. Ecco, qui ci dovrebbero essere dei controlli, lui dice non è possibile perché creano veramente dei problemi a livello cerebrale che sono veramente problematici e pericolosi. Però avete sentito anche cosa ha detto la dottoressa Grassilli. Allora torniamo però alla carne, questo servizio di un servizio veramente che abbiamo visto, un'inchiesta giornalistica su questo macello che veramente ci ha fatto rabbrividire, di carne putrefatta, che vengono cambiate le etichette, viene tagliata la parte putrefatta che è tutta putrefatta e viene rivenduta con un'altra etichetta. E quello che stupisce è che noi non è che crediamo o non crediamo, è che vorremmo la trasparenza su queste notizie, perché arriva sempre a gocce oppure non arriva. C'è un silenzio assordante che ci preoccupa. Abbiamo sentito cosa ha detto Bertolaso, che non ha né confermato né smentito, ha detto stiamo facendo e vedendo, però capisce bene che c'è un punto di domanda. Abbiamo mangiato veramente queste cose, le etichette sono state veramente cambiate, perché se non è vero devono fare la controprova. Noi abbiamo visto le foto, le immagini. Certo. Lei cosa dice, dottoressa? Allora, io credo che chi si è macchiato di questi gesti vada punito, e la magistratura farà il suo corso e spero che lo sapremo, perché come dice lei è importante che poi venga riportato ai cittadini, a noi tutti consumatori, cittadini, il ritorno, perché è partito la verità, sappiamo che è successo questo, è stato un caso isolato come noi tutti ci auguriamo, bene, perché il problema è che magari qualche mela marcia in ogni settore vada a compromettere anche un equilibrio economico, perché le produzioni alimentari per l'Italia sono anche una ricchezza economica. Si immagini il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, il San Daniele, i nostri formaggi, il nostro latte, quindi hanno anche un valore economico. Quindi i controlli vanno fatti e devono essere molto severi proprio per anche tutelare la nostra economia. Dopodiché questo è uno scandalo che bisogna seguire, qui magari il giornalista d'inchiesta ci può tornare utile perché deve stare sotto, deve pungolare in questo senso in maniera tale che la verità ci torni come consumatori. È che, dottoressa Grassilli, a volte dico io, ma quasi sempre, il business superi quella che è la salute pubblica, cioè arrivi a un certo livello che perde il controllo. È talmente grande questa cosa, perché sentiamo di carne importata da tantissimi paesi, le foto ci sono, le etichette le abbiamo visto,
la mucca morta l'abbiamo vista. Il problema è che non c'è mai il dopo, è come la panchina, metto la panchina ma se non so del dopo panchina cosa me ne faccio della panchina? Non le sembra che, visto che è la salute pubblica italiana, nazionale, qualcuno dovrebbe accelerare le risposte? Perché stiamo parlando di veleno? Io credo, i controlli ci sono, per quanto sia brutto dire, perché il caso è stato, l'abbiamo visto tutti in TV, questa carne è stata un'inchiesta giornalistica, sino al caso non usciva? Assolutamente, e quindi in questo senso è bene continuare. Io mi chiedo anche se sia le forze dell'ordine, sia i servizi medici veterinari delle ASL, sia i servizi medici abbiano un numero adeguato di colleghi e colleghe per seguire tutto questo, perché come dice lei abbiamo una potenza anche economica in tanti settori, abbiamo personale a sufficienza? Io nel mio settore penso proprio di poter dire di no. Il numero dei colleghi e delle colleghe nelle nostre ASL non sia sufficiente a seguire tutto questo. Dall'altra parte ci mettiamo, come dice lei, la cupidigia di chi magari gestisce un allevamento o un macello e perde il senso della misura, in questo senso, come diceva lei. Quando c'è la commistione di queste due situazioni può diventare un problema. Può diventare un problema perché lei ha ragione che i numeri sono sempre esigui rispetto ai controlli che si dovrebbero fare, ma qui stiamo parlando di un macello importantissimo. Cioè la prima cosa io dovrei andare al macello a controllare prima di andare a controllare magari il macellaio, il fruttivendolo, il piccolo supermercato. È là che non riesco a capire con quale criterio si fanno i controlli in Italia, perché qualcosa sfugge sempre. Come ho detto prima che siamo partiti appunto citando la pasta, è sempre stata un'inchiesta giornalistica, se no non si sarebbe fatto niente. È venuto fuori questa non è giusta, è sbagliata, è vera, non vera. Ma dimmi la verità, come mai su quel paese non ci sono queste forze dell'ordine che dovevano controllare l'amministrazione, il sindaco, i responsabili della salute pubblica? Cioè, ci sono delle cose che non tornano, poi vediamo vedere come sta finendo Crash Montanà, vedremo anche qua l'inchiesta, perché è sempre questione di controlli. Ma in Italia ci sono i furbi, non c'è niente da fare, i furbi vincono sulle fragilità. Allora, Presidente Aceti, quello che volevo chiedere, si parlava di malattia, di quando l'animale sia male. Quando sia male questa persona che io accudisco a casa, devo seguirla anche in ospedale, se viene accompagnata in ospedale? Certo. Come funziona? Che è previsto, è prevedibile ed è previsto dal contratto collettivo, ma anche dalla lettera di assunzione, perché una delle cose che raccomandiamo, lo facciamo noi per i nostri soci, ma posso raccomandare che nella lettera di assunzione siano esattamente indicate le mansioni. In assistenza a persona autosufficiente o non autosufficiente, io posso prevedere che il lavoratore segua l'assistito anche nei trasferimenti, che potrebbero essere per l'ospedale. Naturalmente l'orario di lavoro viene svolto in un luogo di lavoro diverso, che potrebbe essere l'ospedale. Logicamente i compiti del lavoratore all'interno del domicilio sono diversi da quelli in assistenza presso l'ospedale. Il contratto collettivo, noi stiamo parlando di possibili trasferimenti in caso di ricovero ospedaliero e le dico sì, il lavoratore segue l'assistito, ma il lavoratore potrebbe seguire l'assistito anche per trasferimenti per motivi di vacanza. È lavoro, non è ferie il periodo in cui il lavoratore segue il datore di lavoro. Il contratto collettivo prevede anche un inquadramento come assistenza notturna a persona non autosufficiente, e in alcuni casi questa regola viene applicata anche nell'assistenza notturna che si fa in ospedale. Non è svolta da infermieri, è svolta proprio da personale non infermieristico, che allora posso inquadrarlo nel rapporto di lavoro domestico regolamentato dal contratto collettivo. Avete capito? Molto chiaro? Basta pagare e hai tutto. L'importante è pagare però. Abbiamo Mirella da Riesi Piodecimo. Vai Mirella. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno sei ospite. Ecco, adesso non dico una cosa. Mio figlio sabato è venuto a trovarmi
E allora non mi diceva, era tutto preoccupato perché il suo cane ha le artrosi, vengono fuori artrosi. Allora questo cane è di razza, veramente bello, ma però, hai capito, c'è un costo, perché ha speso 200 passa di una visita dal veterinario perché aveva questi dolori e le ha ordinato il cortisone da prendere per 3 giorni e dopo portarlo là ancora, altri soldi ancora. E allora ogni tanto lo porta a lavare, dargli dietro le crocchette, una roba e l'altra. E così il fine mese ha detto, mamma mia, ha detto, mi costa più di un cristiano questo animale. Ecco, e si lamenta perché lavora solo per lui e mantenere un cane così, ha detto, guarda, finché c'è il mondo va bene, ma dopo ha detto, basta, la cane non ne tengo più. E dopo vuole andare a letto con sua padrona, è tutta una musica. Grazie cara Mirella, infatti è il problema dei costi da stamattina che riparliamo che i conti non tornano perché non vogliamo e che non abbiamo la possibilità di pagare oppure facciamo molta fatica. Come commenta questa telefonata, Presidente? Torniamo al discorso fatto prima, nel senso che l'animale appunto per la nostra legge è una res. Se qua poi c'è una famiglia monoreddito, il fatto di scegliere un cane di razza, quindi partire pagando già una bella cifra per avere un cane che ci piace, e quindi non il cane di cui abbiamo bisogno, perché quando si adotta un animale bisogna anche fare i conti del posso mantenerlo. E sicuramente parlando di un animale di taglia grande, come diceva Mirella, costa di più perché i farmaci sono di più in quantitativo, le crocchette sono di più, un'anestesia se serve è maggiore. E quindi 200 euro questa visita come li spiega? Cioè i costi di 200 euro? Vabbè, io non so che visita abbia fatto perché in questa visita cosa c'era? Solo la visita di un ortopedico, ci sono anche delle lastre dentro perché hanno fatto delle RX, può essere, quindi c'è anche il fatto di fare la lastra, interpretarla, magari fatta anche in sedazione perché è un cane di taglia grande che magari ha dolore e io vado a tirare questi arti artrosici, non è detto, bisogna anche metterlo in sedazione, quindi 200 euro possono essere anche poco, proprio perché dobbiamo mettere in conto quello che c'è, la visita, magari una sedazione, la lastra, l'interpretazione dei risultati. E questi 200 euro devono essere calcolati dal netto di IVA, di tutte le tasse e delle spese vive del libero professionista, che è un libero professionista. Il problema è prendere un animale di razza, quindi partendo già con un handicap di spesa a priori, sapendo magari di avere dei limiti economici. Molto chiaro, perché bisogna anche spiegare, avete capito che delle volte è come quando andiamo in pizzeria o in ristorante, dobbiamo vedere dove vai a mangiare la pizza, che pizza mangi, poi se bevi magari mezzo litro di birra, ecco, perché ho mangiato una pizza, si mai bevuto? No, perché bisogna anche capire dove ti trovi, come ti trovi e cosa mangi. Noi siamo così, molti di noi, poi i conti li guardiamo come vogliamo noi senza capire veramente bene cosa sta succedendo. Allora andiamo a vedere invece un altro servizio importante, perché parlavamo prima di abbandono, ecco, delle persone care quando invece noi abbandoniamo questi animali. Andiamo a vedere animali abbandonati. EMPA promuove la cosiddetta adozione consapevole. È l'appello di Romano Giovannoni del Consiglio Nazionale EMPA, in un'estate che come ogni anno vede crescere il rischio di abbandoni di cani e gatti. Per la nazionale i numeri restano purtroppo molto costanti. Poi ci sono alcune regioni virtuose, tra cui il Veneto. I numeri degli abbandoni per quanto riguarda i cani annualmente diminuiscono, purtroppo aumentano altri numeri che sono dovuti alle rinunce di proprietà e ai sequestri. Meno cani abbandonati dunque, ma non vale lo stesso per i gatti che continuano a essere lasciati allo sbaraglio. Nel frattempo i rifugi restano pieni. A volte si prendono delle razze soltanto perché è una moda, sono di moda o sono belle, perché
per questioni estetiche, ma magari hanno dei comportamenti e delle caratteristiche che magari non sono adatte alla persona o alla famiglia. Boom di ingressi per i molossoidi, Amstaff, Pitbull e Rottweiler in cima alla lista. Li prendono da cuccioli quando hanno una certa età, se non sanno gestirli possono dare dei problemi e si lasciano e si abbandonano e si rifiutano. Ma nei canili è difficile dar loro una seconda possibilità. Bisogna sapere cosa si sta prendendo, bisogna informarsi, bisogna appoggiarsi alle persone, alle volontari o agli educatori cinofili per quanto riguarda i cani, che ti danno dei consigli, il cane giusto per te. È quello che abbiamo sentito anche prima, ma vabbè, sempre meglio rinfrescare la memoria per non sbagliare poi e per informarsi. Prego, dottoressa Grassilli, come commentiamo? Allora, più che agli educatori cinofili io mi rivolgerei a un medico veterinario comportamentalista, quindi a un medico che ha studiato 5 anni e poi si è specializzato in comportamento animale. Se vogliamo scegliere poi il caso degli abbandoni, c'era un articolo anche qualche giorno fa sui giornali locali, il 40% dei cani in provincia di Treviso, quindi nel ricco nord-est, non ha il microchip, quindi non sono identificabili. Quindi è un bel problema anche il randagismo nella nostra provincia. Riguardo ai gatti, la Lombardia e anche il Friuli hanno fatto una legge in cui si obbliga al microchip i proprietari dei gatti, anche per l'identificazione. Il cane che muore lungo la strada o il gatto, almeno sappiamo che è morto, oppure viene portato ferito da un veterinario, veniamo contattati. È molto importante microchippare, oltre a essere un obbligo per i cani. Nei gatti è strettamente consigliato. Io prima delle elezioni regionali sono stata contattata da candidati di tutti gli schieramenti per chiedere cosa si potesse fare per gli animali e io ho caldeggiato, ma anche negli anni precedenti, l'obbligo di legge di microchip nei gatti. Però questa richiesta è caduta inascoltata proprio, come se non fosse prima importante. Chiedono e poi viene fatta la proposta, che non è una proposta indecente, ma è una proposta più che decente. Di responsabilità del e non viene proprietario, presa in considerazione. E anche perché poi viene portato magari soccorso in una clinica privata e chi soccorre l'animale lo porta in una clinica, poi deve pagarne anche le spese. Avesse un microchip, si chiama il proprietario e ne risponde anche economicamente. Abbiamo Romeo da Quinto. Ciao Romeo. Buongiorno. Buongiorno. Dico che qua i mega distrutto, io ho fatto l'Europa, mi hanno distrutto. Qua avevo il carrello da spesa con 50 euro, faceva a casa, se ne avevo 100, e me la portava via metà pensione. Pieni di ladri, ho trovato i ladri in casa mia. Me la portava via il portafoglio, tutte le cose mi costavano 800 euro. È un disastro. È un disastro, e avevo i giudici che non mettono in galera i ladri, e ora qua avevo un esercito di ladri che lavora qua in Italia, un esercito. Ma come siamo ridotti? Ma ora chi comanda? Comanda il governo, comanda i giudici, comanda i magistrati. Come mettiamo qua? Ammettiamo che leggi si è fatta in Parlamento da politica e che i giudici le applica, dopo ognuno va a vedere come le applica, ma le leggi che abbiamo che non vanno bene a voi a casa perché telefonate dovrebbero essere cambiate o modificate o applicate nella maniera corretta. Però ricordati Romeo che le leggi vengono fatte in Parlamento dai nostri politici, senatori, onorevoli, e chi ne ha più ne metta. Allora andiamo a vedere invece questo furto in casa a Mogliano, così consoliamo un po' Romeo di Quinto, cosa è successo anche a Mogliano. Andiamo a vedere. Casa svaligiata in pieno giorno, sia la propria che quella della madre al piano superiore. È la brutta sorpresa che si è ritrovata davanti una residente di via 24 Maggio a Mogliano Veneto, strada di villette singole a ridosso del centro cittadino. Ladri che hanno messo a soqquadro tutto, spaccando anche il salvadanaio dei bambini pur di racimolare qualcosa. L'episodio alle 11 del mattino, quando tutti erano fuori casa, tutti tranne la cagnolina, che infatti al rientro i proprietari hanno trovato agitata e impaurita. I malviventi infatti, pur rischiando di essere visti dal momento che agivano alla luce del giorno e che a quell'ora in zona c'è un continuo via vai, non si sono fatti scrupolo di entrare nell'abitazione. Una volta all'interno hanno aperto armadi e svuotato cassetti in entrambi gli alloggi, rubando al piano di sopra dei monili in oro. Al piano terra, dove preziosi e contanti invece non ne hanno trovati, hanno preso i risparmi dei bambini, lasciando per terra, ridotto in cocci, il salvadanaio. A mezzogiorno, quando i proprietari sono rientrati, l'amara scoperta
sicurezza. Nient'altro da fare che chiamare le forze dell'ordine e verificare nel vicinato la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili. E adesso andiamo a Belluno, invece andiamo a vedere questa badante invece che sventa una truffa, visto che parliamo anche di sicurezza dei diversamente giovani. Si sono vissuti attimi di forte tensione lunedì mattina nella frazione di Giozza, Belluno. Una coppia di anziani è finita nel mirino della cosiddetta truffa del carabiniere, cliché pluricollaudato, quello dei malfattori. Il telefono squilla ripetutamente, dall'altra parte un uomo che si qualifica come appuntato dei carabinieri, parla di una targa clonata, di una rapina e soprattutto del figlio della coppia trattenuto in caserma. Per sistemare tutto, dice, servono soldi, meglio ancora gioielli, da consegnare a un incaricato pronto a passare di lì a poco. Uno schema purtroppo noto che fa leva sulla paura e sull'urgenza. Quando il raggiro sembrava oramai sul punto di concretizzarsi, è stata la badante della coppia presente in casa a capire che qualcosa non tornava. Ha preso il telefono, ha interrotto la chiamata e ha avvisato subito la polizia. La volante della questura è arrivata nella frazione, poi ha avviato le ricerche del truffatore. Le indagini sono in corso e dai tabulati telefonici si potrebbe risalire al responsabile, che rischia una denuncia per tentata truffa aggravata. L'appello delle forze dell'ordine è chiaro: non consegnare mai denaro o oggetti preziosi a sconosciuti, riagganciare immediatamente e soprattutto ricordarsi che carabinieri e polizia non telefonano per chiedere denaro o gioielli. Allora, Presidente Aceti, non è il caso di fare formazione anche per la sicurezza di queste fragilità? Lei ha detto prima una cosa importante, che soprattutto voi fate formazione per come accudire, che soprattutto i diversamente giovani amano rimanere nelle proprie case. Io invece non sono così convinta, perché sono bersaglio, purtroppo, specialmente queste case in mezzo ai campi da soli, dove vivono quasi sempre queste figure, perché i figli sono all'estero, sono lontani e non sono più sicuri. Ecco, io sono convinta che i co-housing sarebbero molto importanti, dove veramente c'è questa anche libertà di vivere la quotidianità come vuoi tu, ti gestisci, ma assieme ad altre persone. Queste casette che noi abbiamo sono veramente tante purtroppo, ma non solo case, adesso arrivano anche al terzo piano, si arrampicano dappertutto. Ecco, com'è la sicurezza che voi pensate di fare? Perché anche qua ci vuole una formazione, perché avete sentito i mezzi che usano sono i cellulari, queste persone che rispondono, poi quando sentono solo la parola figlio danno tutto, gioielli, tutto, senza pensare che un carabiniere non può chiedere gioielli, non può chiedere soldi. Eppure quello che si diceva prima, no, la solitudine li porta a fidarsi di chiunque si presenti, poi se si presenta come carabinieri o con una divisa ancora meglio. Cos'è la sicurezza per quanto riguarda questo lavoro che voi date? Ma nella formazione noi facciamo rientrare anche questo tipo di insegnamento, spieghiamo quali sono i rischi che corrono anche per eventuali furti che potessero subire, li formiamo anche loro stessi a rispettare la famiglia, non farsi fare regalie dalla persona che è debole. L'assistito in linea di massima è una persona debole, non è escluso dalle nostre ore di lezione. Per quanto riguarda i co-housing, lo stiamo studiando, perché lei parla di co-housing, a noi va bene e noi possiamo anche pensare a un assistente. Vedremo come fare, perché non è così semplice, perché sì, possiamo pensare a un datore con un lavoratore, cioè abbiamo 10 persone che abitano tutti insieme su questo condominio, ciascuno di questi 10 assume un lavoratore per 2 ore al giorno e ciascuno in orario diverso. Dobbiamo studiare qualcosa di diverso, vediamo se la figura del gruppo di assistiti, che in questo caso potrebbero anche non essere assistiti ma solo aiutati, perché il co-housing mi fa pensare a una certa autonomia. Certo. Bene, allora pensiamo anche però a qualcuno che li aiuti nelle faccende domestiche, nelle spese quotidiane da fare, ma anche semplicemente per l'accompagnamento, ma anche
per accompagnare l'anziano a fare una passeggiata perché, non so, vuole andare a fare la spesa, lo accompagniamo, vuole andare dal parrucchiere, la signora vuole andare dalla parrucchiera, la facciamo accompagnare. Sarà il lavoratore del futuro. Nel frattempo... Magari anche giovane, che non farebbe male. Sì, anche se il giovane non tende a scegliere questo tipo di lavoro. Abbiamo messi diversamente giovani da una parte e giovani dall'altra, invece di unire come si faceva una volta, e poi lo chiedono loro, perché abbiamo intervistato dei ragazzi e senta, dottoressa Grassilli, cosa hanno detto i studenti. Noi siamo bravi. Siamo veramente bravi, ce l'abbiamo messo tutto con questo premio che hanno vinto dell'Irigen e sono stati premiati presso la provincia di Treviso, però abbiamo bisogno di essere accompagnati. Sono stati bravissimi. Ecco, questo è quello che loro capiscono e che vogliono dire. Sì, però in questo momento siamo ancora fragili e abbiamo bisogno di essere accompagnati come facevano i nonni una volta. I genitori lavoravano, ma c'era una famiglia allargata, c'erano i nonni, c'erano i fratelli maggiori, c'erano tanti. Prima leggo il libro, appunto, Il viaggio di Teresa, che sta cercando questo adorato figlio, ma hanno 6 fratelli, 6 maschi. Lei non ne vuole perdere neanche uno e cerca quello che non è tornato dalla guerra. Ecco, questa unione che c'era tra le famiglie che non c'è più, adesso non esiste, e io sono convinta che invece questo ragazzino, e lo dico anche alla dottoressa Grassilli, è anche un ragazzo che è molto vicino al mondo animale, è molto, perché è una concezione della vita diversa. Noi non dobbiamo più guardare io devo guardare il futuro. Loro vogliono vivere bene, vogliono lavorare ma anche vivere, ecco, dobbiamo tenere, lo dicono, lavorare ma anche vivere, perché penso tengono molto all'ambiente, sono loro che protestano per l'ambiente, sono loro che curano gli animali, perché nelle associazioni di volontariato di animali noi troviamo i giovani, dove non li troviamo da un'altra parte, ma perché non ci conoscono. E anche io sono dell'idea che questi bulletti di quartiere, che adesso questo accompagnamento che verrà fatto, devono accompagnare nelle RSA questi nonni, anche no? E l'ho chiesto a loro, ho detto, beh, insomma, non è che abbiamo dei grossi risultati. Ecco, forse dovremmo fargli fare altre cose, perché sono fragilità. Già sono fragili loro, li mettiamo assieme anche ad altri fragili, anche perché io a volte li vedo, il nonnino è da una parte e loro su da un'altra col cellulare, e queste 2 ore vengono impiegate, non so, ci saranno i controlli, però io penso invece di fare una messa in prova diversa, molto più tosta, anche con gli animali, ad esempio, perché no, anche nel mondo del volontariato, visto che lo amano, nell'ambiente, ci sono tantissime, anche da voi ad esempio, fare dei percorsi di lavoro, ma così, cioè devi lavorare per capire. Mi sembra che qualcuno non stia ascoltando. Come ci saluta, Presidente? Che la prossima volta vi porterò dei risultati di altri lavori, che noi abbiamo dei laboratori di indagini, passatemi il termine, dove vediamo quali sono le percentuali nel lavoro domestico come assistenti alla famiglia, come collaboratori familiari, l'età di queste persone che si dedicano al lavoro domestico, e chissà che non le parli solo di criticità del settore, perché purtroppo e coinvolgendo anche gli universitari, perché io sento che fanno tanti di loro fanno anche il secondo lavoro, cioè loro non disdegnano mica, però non riesco a capire perché non riusciamo. Ecco, questo a ore, ad esempio, a ore si prendono anche qualche soldino, vivono assieme alla persona, cioè come mai non c'è questa? Beh, guardi, noi abbiamo fatto io personalmente ho programmato, ho seguito 14 corsi, sono tanti, mediamente 20-25 persone a corso. Mi crede che di giovani ne può contare su una mano? Magari non sarà neanche... Presidente, magari non sapevo neppure che ci fosse questo corso di formazione, sì, se glielo chiedo, sono convinta che loro non sapevano di questa opportunità. Bene, noi facciamo la pubblicità su Facebook, noi mandiamo la comunicazione a tutti i sindaci, mandiamo le comunicazioni ai servizi sociali dei comuni.
Sono gratuiti questi corsi, perché li organizziamo noi a nostre spese, ma paghiamo vedi che noi la catena si docenti. interrompe. Io le posso assicurare, adesso ho un sindaco qua, adesso glielo chiedo. Bene. Se questo sindaco sapeva di questa possibilità di formazione. Ma le dirà di no. Anche no. E allora capisce che non è loro, non è colpa loro, ma è che l'informazione non arriva a loro. Come mai sono nella Croce Rossa? Perché la Croce Rossa li intriga. Perché sono protagonisti e loro vogliono questo perché sono stanchi della lezioncina in classe, anche la lezioncina, ma poi portami a vedere quello che succede. Ad esempio ieri ho avuto il professor Cillo, che è un'eminenza, è il direttore della cardiochirurgia a Padova, e ha detto: ha ragione lei Mirella, 40 ragazzi, 40 hanno chiesto di entrare nelle sale operatorie. Vogliono vedere come funziona la sala operatoria. Allora capisce che se li portiamo, anche sì, ma se aspetto che venga loro o perché non sa o non è informato o non riesce a capire l'importanza di quel corso, non ce la faremo mai. Detto questo, ringrazio e saluto la Presidente Antonella Azzetti di essere stata con noi. Grazie Mirella. Mentre la dottoressa Grassigli rimane con noi. È tornata a trovarsi Stefania Golisciani, sindaco di Casale e anche avvocata oltretutto, perché parleremo di temi delicati, di temi di fragilità. Anche l'animale è un animale fragile. Questi bambini, io mi ricordo quella volta che ho fatto il presepio più lungo del mondo, quando hanno visto queste pecore, questi agnellini, ma con una dolcezza, sembrava che avessero qualcosa di vetro fragilissimo tra le mani e la carezza era di una dolcezza unica. Ecco, capivano la fragilità, quello che non capisce magari l'adulto o il genitore che pensa di prendere un pupazzo, un peluche. Ecco, io al banco alimentare sono piena di peluche, non so cosa fanno tutti questi peluche nelle case, poi buttano via, i bambini non giocano neanche più, che il bambino vuole essere intrigato, da piccolo chiede a 4 anni, a 3 perché, colori, suoni, lui deve capire, cresce. Ecco, sindaco, voi avete una realtà molto importante, molto fragile, che sono le persone del territorio sempre più in difficoltà. Noi abbiamo visto 6 milioni di poveri, fanno riflettere molto, e il sociale deve avere delle persone competenti. Nel momento che io busso devo avere una persona competente, non una persona che mi faccia fare il famoso giro delle 7 sorelle, che magari so già e che ho un pugno di mosche in mano. Ecco, quanto è importante il sociale, sindaco? No, oggi è fondamentale. Il problema è che forse una parte dei cittadini neanche se ne rende conto, perché se si fanno delle opere fisiche allora uno ha il riscontro. Se invece, magari come abbiamo fatto noi, in 3 anni abbiamo stabilizzato e abbiamo 3 assistenti sociali, mentre siamo partiti da una, non capiscono l'importanza di avere un settore così formato e appunto con le risorse adeguate, proprio perché, come dici tu, sta sempre più aumentando l'allerta a livello sociale di persone che hanno bisogno. Poi io lo voglio anche dire, se avete bisogno rivolgetevi ai servizi sociali. C'è sempre questa remora di non rivolgersi perché è una sorta di stigma sociale, no? Viene vista come una cosa, e invece noi siamo lì per voi. Io lo dico sempre, noi siamo lì per voi. Però, sindaco, non so se io gliel'ho già detto, ma l'ha fatto anche il sindaco di Ponzano Veneto su mia sollecitazione, perché noi non eravamo abituati ad arrivare ai servizi sociali. Non sapevamo neanche cos'erano, perché ci arrangiavamo. C'erano famiglie, come prima dicevo, allargate, c'era sempre qualcuno, il vicino, il cortile. Adesso non c'è più niente e noi non riusciamo a far capire che dobbiamo essere aiutati, che vogliamo essere aiutati. Allora cosa succede? Ci chiudiamo in noi stessi. Io ho chiesto a questo sindaco: ma perché non fate un censimento di chi vive nel vostro territorio, quali sono le situazioni critiche? Perché non è più come una volta, non è la persona che deve arrivare al servizio sociale, sindaco, è il servizio sociale che deve arrivare alla persona, perché paga le tasse. E il sindaco di Ponzano l'ha fatto, e quando è ritornato mi ha detto: io devo ringraziarla perché non avrei mai immaginato di trovare certe situazioni nel mio territorio, proprio non le conoscevamo. Allora non è il caso di girare e vedere veramente, di capire cosa c'è nel tuo territorio, come posso aiutare, aiutati anche dal mondo del volontariato. Noi non veniamo mai chiamati da nessuno o poco,
Eppure siamo tantissimi, ognuno anche, l'ho detto anche al Presidente Alberto Stefani che ho avuto ospite, in regione dovete capire chi c'è, cosa fa. Se io faccio il trasporto devo fare il trasporto, se io faccio il banco alimentare devo fare il banco alimentare, se io faccio l'ascolto devo fare l'ascolto, non posso fare tutto. Invece hanno fatto un grande minestrone, tutti facciamo tutto, dopo troviamo l'anziano morto in casa, l'anziano solo, abbandonato, ecco, anche malmenato a volte perché non sa difendersi. Ecco, la sicurezza ad esempio, perché sicurezza e fragilità è un tema che tocchiamo tutti i giorni. Prego, Sindaco. No, allora sono stati toccati più punti. Noi è vero, cioè oggi sono i servizi sociali che devono andare dai cittadini, per il discorso che facevamo prima, perché abbiamo difficoltà a volte a intercettare in tempo quelle che sono delle situazioni di fragilità. Magari arrivano i servizi sociali quando proprio non riescono ad andarne fuori e magari è troppo tardi per trovare delle soluzioni. E quindi anche noi siamo andati dai cittadini, nel senso che le mie assistenti sociali abbiamo fatto degli incontri con i cittadini, noi abbiamo il nostro territorio diviso in quartieri laboratori in cui ogni anno facciamo delle riunioni, ne abbiamo fatte 8 e a ognuna di queste riunioni è venuta l'assistente sociale a spiegare i propri servizi sociali, cosa fanno, le aree di interesse e tutto. Lo ripeteremo, lo abbiamo iniziato l'anno scorso e lo rifaremo ancora. E quello che chiediamo poi alle persone che incontriamo è anche non solo di ovviamente rappresentare le loro situazioni, ma magari se sono a conoscenza di una situazione di fragilità, ovviamente senza fare le spie o delle azioni, però magari segnalarla in qualche modo, magari preoccuparsi della possibilità che ci sia qualcuno che ha bisogno e che non riesce a trovare la strada magari per esporsi. Sì. Abbiamo Adriano da Campalto. Ciao Adriano. Ciao e buongiorno ai tuoi signori. Va bene, posso partire? Certo. Esprimere il mio pensiero. Ecco, allora, ho visto che c'è un avvocato che è sindaco, va bene, che ha detto delle cose bellissime, molto importanti, che era anche ora, perché io sono un studioso e ho studiato 10 anni, alla sera mi prendevo un quaderno e una penna e cercavo di capire, perché tante volte tanta gente non riesce a capire il vostro mondo, è un po' particolare e quindi io lo so per esperienza. Allora io cosa facevo? Aiutavo le persone quando erano molto in difficoltà, le mandavo dalle assistenti sociali, però manca questo dialogo, come ha detto lei, che certe volte certi assistenti sociali non sono preparate o non sanno aiutare realmente queste persone disagiate. Una cosa vorrei dire, ci sarebbe bisogno, molto seriamente, di cominciare a avere e dare soprattutto un'informazione mandando anche dei fogli, dei volantini casa per casa e aiutare queste persone che purtroppo tante volte non hanno tempo per seguire. Però io potrei aiutare queste persone mettendo un bigliettino, come facevo qualche volta sul mio quartiere. Cosa facevo? Invitavo le persone mettendo un biglietto di un'assemblea e voi potreste anche fare dei biglietti che si possono anche attaccare se avete bisogno e avete problemi. Ci siamo il comune di questo paese, vi possiamo aiutare in questa determinata maniera. Io ragiono in questa maniera e ho visto che più di qualche persona che ho aiutato in questa maniera qui mi ha detto: Adriano, sai che hai ragione. Ecco, tutto qui. Grazie e buona giornata. Adriano, andiamo piano con bigliettini e telefonate, perché con le truffe che ci sono tutti i giorni è meglio andare piano, rivolgersi a chi di dovere, lasciare chi di dovere a dare dei numeri, dei nomi delle persone, perché guarda che è un momento veramente drammatico. Devo fare il sabato sicurezza col cellulare, perché non sanno neppure usare il cellulare, perciò io sto insegnando con un informatico cosa si deve schiacciare, cosa non si deve schiacciare. Meglio non schiacciare, dice lui, se prima non ti informi, non avere fretta di schiacciare, perché ho capito l'importanza e stiamo
siamo molto seguiti, del cellulare. Ecco, queste persone come Squilla schiacciano, non lo conoscono, tutte queste app che non servono, bisogna toglierle, dice, lasciare solo quello che serve, non quello che non... Ma nessuno dice niente, perché vuol dire che va bene così. Invece, grazie a questo informatico abbiamo capito anche l'importanza di usare questi strumenti. Per uno strumento importante è anche l'animale, dottoressa Grassilli, come far capire anche ai sindaci l'importanza di parlare di questo ambiente meraviglioso che loro amano, i bambini, come dicevo prima, che è l'animale, come accudirlo, come capire che è una fragilità, che è come il bambino. Ecco, entrare nelle scuole è importante, i bambini, c'è una didattica, sì, ma c'è anche un dopo didattica che secondo me è un'educazione civica che andrebbe fatta. Cosa vorrebbe dire il sindaco Golisciani? Certo, ci sono tanti progetti in piedi, ci sono molte associazioni private di aiuto agli animali che fanno queste cose, ma la cosa migliore è seguire il soglio istituzionale. Per cui noi abbiamo dei progetti fatti in collaborazione con i comuni, con l'ASL, quindi c'è il medico veterinario dell'ASL, la parte che riguarda il comune, anche spesso gli psicologi del comune che possono entrare nelle scuole, ma anche nell'RSA, a fare dei progetti condivisi. In questo senso le istituzioni collaborano sia per, in questo caso parlavamo di bambini, per l'approccio all'animale, per l'approccio corretto all'animale, che non è quello che magari pensano a casa, oppure bambini che non sono avvezzi al contatto con gli animali e hanno paura, una paura innata oppure motivata, ma non deriva da loro, ma deriva dai genitori, e le stesse cose si possono fare nell'RSA con altri criteri e altri mezzi, ma sempre nell'ambito di collaborazione tra istituzioni. Ma come progetti che avete presentato, avete avuto una risposta sostanziale? Sì, cioè c'è questa collaborazione? Assolutamente sì. Ce n'è uno stabile anche alla Brat, che mi viene in mente parlando di ragazzi della biblioteca, quindi all'ASL abbiamo personale dedicato, medici veterinari che fanno questo, seguono questi progetti nella provincia. Bellissimo questo. Sì, sono dei progetti molto belli anche perché coinvolgono tutti i settori. E quindi diciamo anche al sindaco di Casale, devo correre perché il tempo è tiranno, abbiamo Giulia in linea, vai Giulia. Sì, Mirella, ciao, buongiorno a tutti e anche i tuoi cari ospiti che hai là, le ospite. Allora Mirella, io vorrei che la sindaca mi spiegasse come mai è stata presa la decisione di spegnere tutte le luci di notte per le strade. Perché Mirella, se una persona ha bisogno di notte, mia figlia l'altra notte suo figlio l'ha chiamata e ha detto mamma c'erano le tenebre, magari c'è la nebbia e c'è maltempo e come si fa a correre per le strade se le luci sono spente e ci sono le tenebre? Anche perché Mirella, io dico che si dovrebbero prendere i sindaci di far star bene noi cittadini, perché noi paghiamo le tasse e non è giusto che spengano le luci, perché si devono risparmiare con le luci che ci spengono. È un grosso problema, non ne veniamo fuori. Perché Mirella, io vorrei dire, ma perché noi dobbiamo privarci di tutto, controllare le ore di riscaldamento perché non possiamo, non ce la facciamo pagare le bollette e dopo ci dobbiamo muovere anche di notte per male, abbiamo le tenebre. Così aiutiamo anche i ladri, perché hanno tutto spento e si possono venire a trovare. E allora Mirella, io vorrei dire che prima di spendere il triplo, il quadruplo delle spese degli armamenti, si devono prendere cura di noi cittadini, che ne abbiamo diritto. Se la signora sindaca mi vuole spiegare, dire come mai è stata presa questa decisione di spegnere le luci di notte, mi fa un grande piacere. Guarda, la sindaca ti dirà quello che vorrai sentire, però cara Giulia, se senti la nostra Nadia da Silea,
penso che sia 30 anni che sta aspettando i punti luce. Ecco, stiamo parlando da Treviso a Silea, tutti promettono, tutti sono andati a trovarla a casa, alla fine il punto luce deve ancora arrivare, però non è così. Adesso la sindaca Golisciani spiegherà, prego. Allora, noi a Casale non spegniamo i punti luce la sera, c'è una dimerazione, cioè nel senso che in alcune ore della giornata va giù la luce, nel senso la percentuale di luminosità si abbassa. Se c'è una problematica, magari segnalarla in una strada rispetto all'altra, magari c'è un malfunzionamento e non ne siamo a conoscenza, però le luci noi non le spegniamo da una vita. Quando abbiamo rifatto l'impianto non l'abbiamo più speso perché fortunatamente l'abbiamo rifatto prima che arrivasse tutta la crisi del 2020 e quant'altro, quello che ne è conseguito, e quindi noi non abbiamo l'impianto nuovo, quindi dimeriamo, probabilmente è più bassa, non so se la signora era di Casale, però se c'è una problematica basta segnalarla. Noi non abbiamo luci spente da tanto tempo, magari una dimerazione più bassa sì, e quello basta segnalarlo. Vede però, sindaca, è vero quello che lei dice, giustamente lei parla per il suo comune, però noi siamo una grande famiglia allargata, nel senso che noi parliamo in generale, perciò io dico sempre che io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco, quel direttore, quell'insegnante, quel docente, io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Se pago le tasse vorrei che dove io giro e mi muovo, ecco, avessi dei punti luce importanti, invece le posso assicurare che ha ragione Giulia, delle volte anch'io che giro tanto mi trovo anche di sera, ecco, veramente che c'è un'oscurità che fa pazzesco, dopodiché invece trovo i lampioni, perché conformi il comune dove tu passi, però non dovrebbe funzionare così, e soprattutto io sono sicura che l'unione o la fusione dei comuni aiuterà molto. Ecco, c'è qualche sindaco che io ho che è ancora contrario perché dice che è piccolo e bello. Non so per quanto resisterà, io penso invece che l'unione e la fusione dei comuni si avverrà spiegandola bene ai cittadini, perché molti per tenere la poltrona non hanno spiegato niente, però il cittadino è andato a votare, non sapeva neanche cos'era, spiegando bene capisce l'importanza. Lei ha detto da avere un servizio sociale, un assistente, averne 3, c'è una bella differenza. Avere 2 vigili e averne 4 c'è una bella differenza, non saranno numeri importanti ma sono dei numeri. Ecco, forse è proprio spiegare ai cittadini quello che potrebbero avere e soprattutto l'importanza dell'ANCI. Io lo dico a tutti i sindaci, voi avete gli eserciti, sono i cittadini che vi votano. Quello che non hanno altri politici, voi avete gli eserciti. Il problema è che non riuscite a fare squadra o non vi ascoltano, non so, perché i problemi vi hanno lasciato una patata bollente enorme. Avete tutte le responsabilità del mondo, siete quelli meno pagati e quelli che dovete dare risposte ai cittadini perché vengono da voi. Non le sembra che forse dobbiamo cambiare qualcosa, che dovete essere più rock? Io lo dico a tutti i sindaci, mi sente che siete un po' lenti, un po' tenui, cioè diventate rock, cominciate a farvi dare delle risposte, perché ripeto, avete gli eserciti, voi sono i cittadini che e se siete bravi vi premiano, vi rieleggono, cioè non è possibile non essere ascoltati e trovarsi in queste situazioni. Prego, sindaco. No, e la verità è che noi abbiamo un fardello, ora non per dire, ma abbiamo un fardello bello pesante, cioè nel senso abbiamo praticamente tutto, cioè io in teoria ho la delega ai lavori pubblici e all'urbanistica, ma alla fine mi occupo praticamente di tutto, di sociale, di ambiente, di turismo, di tutto. E le risorse, io dico sempre, a parte quelle economiche, ma proprio quelle umane sono poche. Alla fine sono sempre gli stessi caricati, però sempre di più, e tanta burocrazia. Spesso mi dicono, ma i bandi, c'è questo bando, c'è quell'altro bando. Sì, ma il bando, che noi li abbiamo presi, ma comporta tante carte. E se io ho il tecnico che passa il tempo a fare le carte piuttosto che fare il tecnico, uscire a vedere, non so, il lampione e la buca, cioè le carte le devo fare perché altrimenti siamo passibili di sanzione. E intanto non c'è nessuno che esce perché è sempre lo stesso tecnico che dovrebbe uscire. Ed è difficile spiegarlo ai cittadini, che non abbiamo le risorse umane. Ma non è che il caso che venga rivista anche la protezione civile, cioè lo dice la parola stessa, protezione civile, ma perché la protezione civile non può essere di aiuto ai sindaci anche nel controllo del territorio? No, non lo può fare perché non è previsto, ma chi è che ha deciso di prevedere quello che deve fare la protezione civile? Cioè dobbiamo vederla nelle sagre qualche volta e mi sembra non sia neanche compito, quando ci sono questi fiumi che esondano, ma non è che forse non hanno ancora capito che forse il mondo anche del volontariato può aiutare giustamente, come dice, ma non ci cava mica nessuno,
Allora abbiamo le 7 sorelle, anche 4 delle volte, sono sempre quelle che girano. Loro sanno tutto, arrivano nei comuni, nelle commissioni e me lo dicono perché lei sa che io invito tutte le associazioni. Sono inesistenti, invisibili. Eppure noi facciamo delle cose importanti. Ad esempio, e questo volevo chiederlo, non è il caso, Sindaco, di eliminare i banchi alimentari dai comuni e farli fare solo a chi ha la possibilità di fare questo, sono i banchi alimentari? Perché è inutile che il comune abbia il banco alimentare se dopo devo fare il giro delle 14 sorelle per avere la spesa, perché uno ha lo zucchero, l'altro ha l'olio. Cioè capisce che forse non può girare così. Ognuno, come ho detto prima, deve fare quello che sa fare. Il comune deve fare il comune, la scuola deve fare la scuola, la famiglia deve fare la famiglia, il mondo del volontariato deve fare il volontariato. Ognuno specifico e soprattutto far conoscere i ragazzini. Abbiamo pochi ragazzi, per forza non li coinvolgiamo mai. Io per averli in trasmissione devo aspettare il sabato, perché, e soprattutto se il dirigente è anche disponibile, perché loro verrebbero, ma quando? Capisce che forse dobbiamo aiutare di più questi giovani a crescere, ecco, con quello che loro amano, che sono gli animali, l'ambiente. E poi la scuola è fondamentale, l'abbiamo visto durante la pandemia, erano seduti fuori dalle scuole, chi avrebbe mai immaginato, ma chi avrebbe... Eppure è questo che vogliono. E allora forse anche voi sindaci, lei che è anche un sindaco sul pezzo, io racconto sempre la sua storia, ma molte volte della mensa, quando aveva fatto questa bellissima mensa con prodotti naturali, che erano disperati i genitori perché i bambini non mangiavano. Cioè, ma fate i genitori, lasciate che questa sindaca ha capito l'importanza di mangiare sano. Racconti cosa è successo? No, perché è veramente una cosa incredibile. A proposito di carne, siamo passati da una gestione che prevedeva i cosiddetti pasti in bianco molto diffuso a una gestione anche grazie all'aiuto dell'ASL, in cui abbiamo messo comunque dei paletti, cioè i pasti in bianco possono essere fatti se uno ha avuto delle problematiche nei giorni precedenti e fino a un tetto e comunque con certificato medico. Poi ci sono tutto il mondo delle diete speciali e lì abbiamo avuto la rivoluzione perché i genitori, che mi rendo conto sono genitori anche io, si preoccupavano del discorso che i bambini tornavano a casa non avendo mangiato, contestavano il fatto di non poter prenotare un quantitativo di pasta in bianco a piacimento. Però noi facciamo presente, ma il pasta in bianco è un'eccezione, non si può abituare il bambino a mangiare così, perché anche quello è educazione alimentare, anche quello è tempo scuola, cioè facciamo un passo avanti, magari i primi tempi non mangerà, poi piano piano si abituerà. Se ha fame, mangia. Sì, non è che vogliamo arrivare a questo punto, però anche facendo educazione anche ai bambini, cioè anche, non so, insegnandoli anche a fare qualcosa. Noi per esempio abbiamo fatto un bellissimo progetto con Confartigianato che è Mani in Pasta, in cui loro vengono e cucinano i dolci, quindi anche per insegnare, perché di solito uno mangia anche quello che ha cucinato, ha preparato, quindi tutto in educazione alimentare, che è un mondo che non è soltanto teorica ma anche pratica, quindi noi abbiamo fatto questo e devo dire che ora più o meno le cose stanno andando bene. L'ho raccontato diverse volte perché mi aveva colpito e c'era rimasta talmente male, povera questa sindaca, che faceva solo del bene e forse qualcuno non riesce a capire, ma è una cosa incredibile. Allora, dottoressa Grassilli, come ci lasciamo? Quale vuole dire, con quale messaggio? Invitare anche i sindaci a far partecipare di più questi bambini a quella che è la quotidianità anche con questa creatura che sempre più spesso, poi vedremo quando arriveranno le vacanze, speriamo che non sia una tragedia anche quest'anno, con questi poveri animali che veramente quando sento la parola vacanze mi dico che si potessero nascondersi, non tutti, ma molti non uscire più dalla tana, non uscirebbero più. Ecco, cosa vuole dire? Il limite comune è continuare le collaborazioni, se ne avete già in piedi, altrimenti le possiamo pensare sia nelle scuole e anche negli altri ambiti. Controllare il territorio, come dicevamo prima, quindi il fenomeno del randagismo nei nostri comuni, perché come lei sa i cani senza microchip sono di proprietà del comune e quindi è una spesa sulle spalle di tutti i singoli comuni che è bene sgravare, quindi il controllo del territorio, anche le multe se serve, perché qualche multa ben data magari si fa il titolo sui giornali locali e poi la gente corre a microchippare il proprio animale. E anche questo è un piccolo risparmio per i comuni, piccoli o grandi che siano, quindi il controllo del territorio e anche il piacere di stare con i nostri animali.
Più chiara di così abbiamo fatto questa unione col sindaco di Casale questa mattina, perché veramente io cerco di unire le forze, perché dobbiamo fare squadra, da soli non si va da nessuna parte. L'abbiamo sentita anche con Antonella Accetti, fanno tante cose ma se nessuno le sa. Ecco, anche questi ragazzi non è che possono arrivare da soli se non sanno cosa c'è di formazione anche nel loro territorio. Allora sindaco, più squadra, più formazione, prego. Sì, no, l'informazione e la formazione sono essenziali, perché tante cose magari sapendole uno può anche organizzare dei progetti che a volte sono anche a costo zero e che l'informazione a volte non arriva, o magari siamo così subissati di tantissime informazioni. Poi si diceva una volta, se vuoi nascondere informazione basta che subisti di 100.000 informazioni e uno non trova più niente, però è anche il tuo programma, è un merito appunto che dai comunque voce a queste realtà, che uno poi appunto torna in ufficio e dice ma posso organizzare questa cosa, è interessante anche con la scuola. Un'altra cosa importante, gli ambiti territoriali come funzionano? Beh, al momento sono ancora, almeno il nostro è in itinere. Perfetto sindaco, perfetto. Sono 10 anni, fra poco sentiamo parlare di anni ancora da partire, se partiranno, poi dobbiamo vedere se partiranno. Penso che sia obbligatorio. Ecco, avete capito com'è. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento, sindaco? Questo 2026 che si apre non di sicuro roseo, parte i 7 miliardi delle Olimpiadi, ecco, meno male che anche lei fa così, chissà poi alla fine cosa costeranno, ma abbiamo fatto bella figura, Cristo, 7 miliardi, vorrei vedere che avessimo fatto anche flop, no, non so io, perfetto, andiamo avanti, prego. No dai, io sono abbastanza ottimista, vedo un cambiamento anche nelle persone, ci è voluto tempo ma vedo che piano piano le persone stanno acquisendo un nuovo modo di porsi, li vedo più ottimisti, quindi sono discretamente tranquilla in questo momento, poi vado a Casale e succede qualcosa. No? Il problema a casa, sindaco, perché è un problema veramente che riguarda la regione un po' si tutte. sta muovendo. Bene. E quindi anche noi ultimamente siamo riusciti ad ottenere un bando proprio sulle case ERP, le stiamo rimettendo a posto, quindi su questo grazie alla regione si stanno muovendo e noi stiamo cercando piano piano di avere a disposizione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da poter rimettere in graduatoria. Perché avete una richiesta, allora ci sono... Allora, il nostro territorio, non so se è comune anche altri territori, c'è difficoltà proprio di reperire case in affitto a canoni accessibili e anche quelle in vendita sono molto elevati come costi, quindi noi ci stiamo muovendo proprio su questo profilo. Allora andiamo a vedere anche questi bulli a Casale, vediamo se riusciamo, perché è importante fermare anche questi ragazzini, questi ragazzi, io non ne posso veramente, sono pochi rispetto a quelli bravi, poi oltretutto qualcuno li ferma, andiamo a vedere. Questo è il petardo che mi sono trovato davanti casa all'1 di notte, dopo aver ripreso dei ragazzini verso 00:15 per aver visto proprio loro che tiravano dei petardi più grandi dentro a case di quelle davanti a me, insomma. Una serata decisamente movimentata, quella di un comprensorio residenziale di via Montenero a Casale sul Sile, che si è ritrovata a fare i conti con le ennesime bravate di un gruppo di ragazzini che prima ha staccato il quadro elettrico delle abitazioni e poi ha lanciato petardi a caso dentro i giardini che venivano loro a tiro. Penso che abbiano tirato giù come bravata gli interruttori di tutti quanti, di tutto il condominio e li ho visti fuori che tiravano questi petardi dentro alle case altrui, insomma. E poi li ho ripresi, mi hanno anche un po' presi in giro e ovviamente poi ho detto andate a casa sbarbati, giustamente gliel'ho detto, insomma. E niente, tutto qua. Poi alla fine mi hanno aspettato e verso l'1, quindi sono tornati dopo 3/4 d'ora, sono tornati e mi hanno tirato davanti casa questo petardo grande. Il botto è stato molto forte, quello senza ombra di dubbio. Ragazzini che a Casale girano di notte e sui quali ci si pone qualche domanda. Secondo me erano delle medie, perché le biciclette erano più grandi di loro. E vedere i bambini, proprio perché sono bambini ancora, all'1 di notte in giro, mi pare molto strano. Soprattutto perché ho capito tutto, però i genitori, alla fine... Qualche giorno fa... I genitori alla fine, allora sindaco, spieghiamo un po' questo caso. Allora, dobbiamo accertare ovviamente le responsabilità. Io sistematicamente controllo il territorio, nel senso che giro, so dove
dove sono, dove hanno, poi sai che ogni comitiva ha il suo luogo di ritrovo, quindi io giro parecchio, parlo con alcuni sono già attenzionati e già appunto sanno che queste bravate io non le tollero, quindi già in passato era accaduto e chi era stato responsabile aveva fatto dei lavori diciamo socialmente utili, quindi e lì però c'era noi stata... andiamo in vacanza con gli anziani, però sindaco, facciamogli fare qualcos'altro. No, avevano fatto, infatti quelli dell'altra volta avevano fatto proprio delle attività con gli anziani, e quindi, però lì c'era stata la collaborazione delle famiglie. Il problema in alcuni casi è che si tratta magari di ragazzi che hanno delle situazioni familiari e lì devo intervenire con i servizi sociali. Ecco. Più chiara di così non poteva essere, veramente io ringrazio Stefania Golisciani, sindaco di Casale, di essere stata con noi, grazie alla dottoressa Alessia Grassigli, presidente Ordine Medici Veterinari della provincia di Treviso. Anche questa mattina abbiamo imparato tante cose, veramente ho degli ospiti e anche voi siete veramente bravi. Grazie, grazie, adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo dalle parti di Venezia, ci sono 4 minori, perciò non diremo la località, entriamo. Allora siamo con questa mamma, con 3 bambine splendide, la mamma la chiameremo Aurora, chiameremo mamma Aurora. Allora cosa è successo mamma Aurora che hai chiamato la Mirella, ha detto aiutami. Niente, abbiamo avuto lo sfratto. Scusa. Non piangere che ci sono le bimbe, no, non voglio che le bimbe no. Ti prego Aurora. Poi abbiamo trovato un altro appartamento e 20 giorni prima ci hanno avvisato che non potevamo più stare là. Perché? Perché dovevano arrivare i figli della proprietaria e non sapevano dove metterli, li mettevano là praticamente nell'appartamento dove eravamo, che tra l'altro era un mini alla fine. Aveva le 2 camere, ma la cameretta era nella cabina armadio. Era piccolino, per carità molto carino, però pagavamo 800 euro al mese, tutto compreso. Là siamo stati 2 mesi e niente, e poi mi sono trovata in strada. Cioè io il 6 di dicembre dovevo dare l'ultimo giorno. Ascolta Aurora, ma cosa è successo nella tua vita? Come mai ti sei trovata così? Niente, io mi sono separata nel 2015 e ci sono provvedimenti del giudice che parlano, che chiedono che il papà delle mie figlie dovrebbe darmi l'assegno di mantenimento. Però e questo non è. Avete sentito? Un'altra volta, un'altra storia, come avete sentito lunedì i Veneti schiacciati, queste mamme che non ricevono questo assegno di mantenimento con queste 3 creature, perché queste bambine sono del tuo ex marito. Sì. Allora, intanto ti calmi così e io vado a conoscere queste meraviglie. E mi dispiace tantissimo, ma anche se avete visto la mamma con 2 lacrime, non fa niente. Poi ecco, bravissima, questo sorriso. Allora, tu sei bellissima, hai questa maglietta rosa, quanti anni hai? 9. Vai a scuola? Sì. Ti piace andare a scuola? E cos'è che aspetti da Babbo Natale? Che regalo ti piacerebbe avere da Babbo Natale? E stare tutti insieme e che il nostro futuro andrebbe sempre meglio. Guardate che non è stato preparato niente. Avete sentito cosa ha detto questa bimba? E tu, amore bello, e tu cosa vuoi da Babbo Natale? Quanti anni hai? 6. 6 anni. E io so che mi devi dire anche una cosa. Cosa? Gli anni, il compleanno? Domenica 8, io ho già compiuti 7. Hai capito, ha compiuto domenica 8, hai fatto il giorno dell'Immacolata, della Madonna Immacolata, 7 anni. E cosa vuoi che Babbo Natale ti porti? Sentiamo, cosa chiedi a Babbo Natale che ti sta ascoltando? Vorrei che mi portasse i regali ai poveri. Ci
sempre. Caro il mio bene, dai, di alla Mirella cosa vuoi. Dopo. Ma un regalino per te, qual è il regalino che vuoi? Quello che vorrei, una LOL. Una? LOL. Hai capito? Va bene, sentiremo se Babbo Natale ha a disposizione questa LOL e che porterà questa LOL il 18 al Banco Solidale, va bene? Vediamo. Ma poi ce n'è un altro di piccola. E questa bambina, questa sorellina, quanti anni ha? 1. 1 anno. E cosa vuoi dire alla sorellina tu? Quanto bene vuoi a questa sorellina? Tanto. Tanto, ma anche all'altra sorellina vuoi tanto Sì. bene, vero? Allora, fai un appello, mamma. Cos'è che chiedi? Io chiedo intanto, ne abbiamo provate in tutte le maniere, un aiuto, una dimora fissa, chiediamo, soprattutto perché sono stata costretta. Tu ti sei rivolta ai servizi sociali, al tuo sindaco? Sì. Basta, non voglio che tu mi dica altro. Allora io adesso chiedo a questi sindaci che dicono prima i nostri di trovarmi una soluzione per questa mamma con queste 3 bambine. Le avete sentite? Non ve le faccio vedere naturalmente perché è giusto così. Però io chiedo veramente, visto che tutti gridano prima i nostri, assolutamente prima i nostri, che questi nostri adesso abbiano una risposta, visto che fino adesso non l'hanno avuta e sono dovuta intervenire io con Rete Veneta che mi ha chiamato e avete visto la situazione, è un degrado tale che queste bambine non possono assolutamente vivere in queste condizioni, non possono vivere, non c'è da difendere l'indifendibile da parte di qualcuno. Non difendete l'indifendibile. Qui va aiutata questa mamma, indipendentemente dal suo percorso, dal suo vissuto, perché ci sono 3 minori. Vogliamo toglierle? Cosa volete fare? Mi date una risposta? Allora, questo è l'assegno l'Aurora della grande famiglia di Rete Veneta che ti permetterà di respirare un attimino. Adesso io mi attiverò subito per capire cosa sta succedendo, visto che tutti dicono prima gli italiani, mi direi anche prima i veneti, visto che te si veneta doc, ma soprattutto, cioè, de ti non metteme un po' a fregare de manco, perché ti diria riboccate le maniche e vai. Ma ci sono loro. Per questo bisogna avanti. Ecco, ci sono loro. Dappertutto. Allora, che appello vuoi fare? Fai l'ultimo appello. L'ultimo appello, aiutatemi, perché le mie figlie sperano di fare un albero di Natale con la mamma. Vogliamo stare tutte insieme. E alla grande famiglia di Rete Veneta che ti ha portato questo assegno. Grazie, grazie infinite, grazie. Adesso vedrò di tirarci su qualcosina, fare una spesa, prendergli anche qualcosina per loro. Grazie mille. Questo assegno serve anche a questo. Io non ho parole, quando entro in queste case, vedo questa situazione, mi vengono i brividi guardando queste bambine. È giusto, non è giusto? Cosa stiamo facendo? Cosa state facendo? Politica, cosa state facendo? Servizi sociali, cosa state facendo? Autorità, ma è possibile trovare 3 bambini in queste condizioni? Perché nessuno si pensa di dare un tetto. Qui non ci vogliono soldi, 3.000, 2.000, qui ci vuole un tetto. Qualcuno pagherà, pagheremo noi, ma date una casa a questa famiglia per cortesia, a queste bambine. Date una sistemazione a queste bambine. Un appartamento chiedono, anche piccolo, ma un appartamento per stare assieme. Cosa stiamo aspettando? È Natale? Vedremo.